Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, siamo di nuovo in diretta anche oggi per aggiornarvi su tutti i fronti, cronaca, politica, attualità. Ovviamente la politica in questi giorni è inevitabilmente in primo piano, è appena trascorsa la prima notte da Premier incaricato di Mario Draghi che questa mattina ha lasciato la propria abitazione di Città della Pieve per recarsi a Roma, al via le consultazioni alla Camera. Ovviamente Draghi incontrerà i partiti politici, i principali attori sulla scena politica romana. Ieri l'annuncio, il Premier incaricato che ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lì tutta una serie di prese di posizioni da parte dei principali leader di partito, ma ovviamente come succede in politica la situazione è molto fluida all'interno di entrambi gli schieramenti, centrodestra, centrosinistra, ci sono posizioni diversificate, ogni partito di fatto ha una sua ala barricadera e un'altra più conciliante. È ovvio che sia così nel grande gioco della politica. Per fare il punto siamo collegati, li saluto e li ringrazio con Alessandro Luigi Bisato che è segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno Bisato e buongiorno anche a Luca De Carlo, senatore. Buongiorno a voi tutti. E coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Quindi abbiamo due punti di vista, uno da destra, l'altro da sinistra. Comincio con lei Bisato, perché il Partito Democratico di fatto è la forza politica che prima fra tutti ha dato il benvenuto a Mario Draghi. Avete già dimenticato Conte? Guardi, non è che abbiamo dimenticato Conte, cerchiamo di guardare la situazione, la dura situazione che abbiamo di fronte, guardarla bene in faccia e cercare di uscirne il prima possibile. Non abbiamo stressato noi la situazione per arrivare a rompere con Conte, ma adesso abbiamo di fronte una persona indicata di portare avanti il governo che è praticamente come se trovassimo il Maradona della situazione se parlassimo del calcio. Quindi io non vedo motivi per disattendere l'impegno che Mattarella ha fatto nei confronti degli italiani. È un appello chiarissimo quello che lui ha lanciato l'altro giorno dicendo un po' anche stizzito, anche se nei toni lui è sempre ha un impegno istituzionale di prima grandezza, ma obiettivamente stizzito nel vedere che i partiti non riescono a trovare una soluzione. Ha chiaramente indicato come non possibile la strada delle elezioni. Io condivido in pieno quando dice che andare a votare, che è sempre la strada maestra per la democrazia, e presumo che l'onorevole De Carlo me lo ribatterà di qui a qualche minuto. Condivido anch'io, ma dico anche che nel pieno della pandemia, con il tempo della restituzione del lavoro fatto per casa per il recovery plan all'Europa, cioè ha cadenzato pienamente e regolarmente tutto lo stato dell'arte, ha poi indicato un candidato nella figura di Mario Draghi che presumo non si possa trovare di meglio nello scenario internazionale in questo momento. Si mettano il cuore in pace tutte le forze politiche, abbiano un momento di concordia che non vuol dire abbassare lo sguardo rispetto alle differenze, ma fare un tratto di strada assieme per riportare il Paese in ordine e poi tornare giustamente al voto. E Bisato, nota di colore, la moglie di Draghi, Serenella, è una sua concittadina, è originaria di Noventa? Sì, è vero. Confermo che la famiglia di Serenella Cappello è originaria e abita ancora nel mio territorio. È una fortuna, anche se devo dire che io non ho
non ho mai avuto a che fare e non ho mai avuto rapporti con quel ramo della famiglia, però fa piacere sapere che come dire, la première dame, se vogliamo definirla, qualora andasse in porto il governo, è originaria del mio paese. Quindi mette le mani avanti, nessun canale privilegiato al momento. No, lo posso confermare, nessun canale privilegiato. E De Carlo, lei è sindaco di Calalzo. Calalzo non ha dato i natali a nessuno dei soggetti coinvolti in questa fase? No, anche se il sorrisino del mio amico Bisato fa trapelare una certa vicinanza e quantomeno un'aspettativa che per il suo comune, giustamente come fanno tutti i sindaci, questo possa tradursi in qualcosa di concreto. Non credo che Draghi utilizzerà lo stesso metodo marchettaro del governo che lo ha preceduto, però se così fosse e arrivasse qualcosa a 90 io non posso che esserne assolutamente contento comunque, visto che arrivano risorse in Veneto, anche se arrivano a un sindaco come Bisato che magari non è della mia parte politica, ma io vado oltre a queste cose. Senta De Carlo, sia lei che Bisato rappresentate due forze politiche che in questa fase si stanno comportando in maniera anche abbastanza chiara. PD favorevole a Draghi, Fratelli d'Italia che di fatto ha già annunciato che non ci sta. Ci sarà una sorta, pare di capire, di pace armata all'inizio, perché di fatto Meloni frena ovviamente sull'appoggio, ma di fatto non mi sembra particolarmente battagliera, o sbaglio? No, intanto facciamo una premessa. Noi, come dice giustamente il mio collega, la via maestra per noi, lo diciamo da sempre, non da adesso che non governiamo più, perché il PD fino a 2 giorni fa faceva appello al senso di responsabilità che questa nazione, che loro chiamano paese, qualcuno dovesse salvarla, e si erano autoimpestati questa missione salvifica che era salvare questa nazione. In realtà poi abbiamo visto che non solo non hanno salvato la nazione, ma non hanno salvato nemmeno se stessi, tant'è che sono implosi, perché ricordo che questa maggioranza, l'ex maggioranza, è implosa. Ma io dico semplicemente una cosa: per anni, anzi per 1 anno e mezzo, ci hanno detto e giustificato il governo rosso-giallo dicendo che in una democrazia parlamentare, quando c'è una maggioranza, non si va al voto. Poi adesso che una maggioranza nemmeno c'è più, riescono a giustificare lo stesso la presenza di un big come Maradona, che anche secondo me Draghi è una persona degnissima e è quello che potrebbe essere il Maradona nel calcio. Solo che io direi che con il fardello appesantito della maggioranza che andrà a sostenerlo, e cioè probabilmente PD, Italia Viva e una parte di 5 Stelle, sembra più il Maradona degli ultimi anni, quello con qualche chilo di troppo, ecco. Perché il nodo è tutto qui di fatto. Questo governo sarà un governo tecnico, puramente tecnico, o politico? Sarà una formula intermedia? Mi sa che lo scopriremo solo vivendo nelle prossime ore. Vi proporrei questo intervento di ieri del segretario della Lega Salvini, perché comunque dalla Lega stanno arrivando importanti aperture. Sentiamo Salvini. Si è chiusa con ieri una fase che è durata 1 anno e mezzo, non so che tipo di fase si possa aprire da oggi in avanti. Noi ovviamente, da persone curiose, costruttive ed educate, siamo disponibili ad ascoltare, a valutare, a confrontarci con tutti, tenendo ben presente che la via maestra alla fine porta sempre al popolo e alla scelta dei cittadini. Ecco, parole inequivocabili quelle di Salvini. Vi mostrerei anche questa grafica dell'ANSA che potrebbe aiutarci in questo momento con la posizione dei partiti. Quindi, riepilogando, questa è la situazione attuale. Fratelli d'Italia all'opposizione, ma linea politica che sarà definita dopo le consultazioni. Lega che potrebbe astenersi, ma anche qui la linea politica sarà definita dopo le consultazioni. Forza Italia invece, che sembra al fianco dell'ex presidente della BCE, senza particolari distinguo. Poi appunto, quindi posizioni diversificate all'interno del centrodestra e posizioni assai diversificate anche tra gli ex alleati ormai di governo, la maggioranza
giallorossa, quindi con un Movimento 5 Stelle che dice al momento di non sostenere Draghi, il PD che lo sostiene, così come Italia Viva. Quindi questo è lo stato dell'arte. Bisato, guardando i suoi ex alleati del 5 Stelle, cosa si sente di dire loro? Mi sentite? La sentiamo ma non la vediamo in questo momento, Bisato. Ecco, adesso la vedo, adesso la vedo. Mi scuso, qua ma si figura. Aggeggi infernali qualche volta ti lasciano a metà strada. Dicevo, il Movimento 5 Stelle, che è la prima forza politica presente in Parlamento, io penso che dovrebbe anteporre, innanzitutto io non mi sento di giudicare quello che faranno loro. Vedo che da ieri sera c'è un'analisi interna travagliata. Io penso che dopo le prime ore in cui il gesto di stizza iniziale del mai Draghi sfumerà nel proseguo di oggi e domani in una posizione almeno diversificata al loro interno. Prevedo questo, potrei sbagliarmi, perché non si capisce dove potrebbero andare, come dire, andando sull'Aventino. Cioè, a me sembra che quello che ha detto Draghi nel momento in cui si è proposto alla nazione, chiedendo un'unità di intenti che sulla sua proposizione sarà un governo tecnico o sarà un governo politico. Il governo non è mai tecnico, anche se è fatto di tecnici, perché poi alla fine si fanno delle politiche. Se mette al centro 3 o 4 cose chiare: uscire dalla pandemia, le vaccinazioni, rimandare lo schema per il recovery plan e poco oltre, che vuol dire, attenzione, impegnare giorni e giorni di lavoro duro sulle carte, perché non dovrebbe trovare la quadratura del cerchio da parte di tutti? Cioè, io l'ho detto anche ieri in un comunicato, usciamo dai tatticismi, non è più il tempo dei tatticismi, perché, e potrebbe rintuzzarmi anche stavolta, l'unico a dovermi rintuzzare probabilmente è Fratelli d'Italia e quindi De Carlo, ma per il resto sta politica sta implodendo. Cioè, qua è di tutta evidenza che non si è riusciti negli ultimi mesi a far percepire ai cittadini che il bene comune va davanti alle logiche spartitorie interne ai partiti. E De Carlo? Io sono molto tranchant e duro. De Carlo. Sarà anche appesantito il Mario Draghi, non lo vedo appesantito, ma ho capito, come dire, la proposizione di De Carlo. Potrebbe anche essere un po' appesantito dai vincoli che tutti gli stanno mettendo, ma è come se noi stessimo attingendo alle riserve della Repubblica, andando a chiamare con Mario Draghi, alle ultime riserve della Repubblica. Non avremmo più il coraggio, io penso, io che faccio politica, che sono un amministratore, di girare per il paese se perdiamo anche quest'ultima occasione. Lei dice è l'ultima che faccia un po' di concordia nazionale. È l'ultima chance del paese. Questa è anche l'interpretazione della stampa internazionale. Per Le Monde, il quotidiano francese, Draghi è chiamato addirittura a salvare l'Italia. Il Times britannico parla di un Super Mario, anche se rileva come il consenso dei partiti non sia scontato. De Carlo, in tanti, anche da parte delle categorie economiche, in queste ore parlano di fallimento della politica. Lei si sente di sottoscrivere questa affermazione? Beh, insomma, intanto riconosco l'onestà intellettuale del mio collega Bisato, non da oggi, ma insomma da sempre, e quindi lo ringrazio per aver ricordato che Fratelli d'Italia almeno è l'unica forza politica che fa della coerenza, insomma, e di anteporre l'interesse nazionale al proprio di fatto una bandiera. Beh, io credo che non sia il fallimento di una politica, altrimenti rischieremmo di fare di tutt'erba un fascio e non distinguere tra coloro i quali hanno forti responsabilità per la situazione che stiamo affrontando, tant'è che Draghi viene percepito come il salvatore dell'Italia, e chi invece quella responsabilità non ha, e anzi da anni, sia dal Conte 1
che durante il Conte 2 invece si battono perché una politica diversa possa esserci. Politica diversa che secondo noi di Fratelli d'Italia potrebbe venire attuata nel caso in cui si andasse alle urne, che non è vero che non si può andare alle urne perché adesso c'è il recovery da fare e ci sono i ristori da fare, si può fare comunque, non c'è nessuna preclusione sul fatto che delle cose così importanti come recovery e ristori non si possano fare, però credo che si possa e si debba andare ad elezioni, dare un governo finalmente stabile a questa nazione, tutti i sondaggi ce lo dicono che la possibilità di un governo stabile esiste, alla quale poi dare eventualmente una responsabilità su quello che c'è da qui in avanti. Ricordo a tutti, perché poi temo che qualcuno se lo sia dimenticato, che il Recovery Fund non è tornato indietro perché era scritto troppo bene, il Recovery Fund è tornato indietro perché era scritto malissimo e l'Europa non ce l'avrebbe approvato e non ci sarebbero arrivati i 209 miliardi di cui tutti si sono riempiti la bocca. Quindi attenzione, se il capo del governo, il capo dello Stato, secondo me sbagliando, ha dato il mandato a Draghi in questo momento è per il fallimento di una parte politica, anzi di due parti politiche che si sono scannate in campagna elettorale, che hanno trovato un'innaturale alleanza dopo il fallimento di un primo governo Lega e 5 Stelle e che oggi sono implose nuovamente grazie allo stesso che li aveva messi assieme, e cioè Matteo Renzi. Ecco, e qui arriviamo al punto, lei dice. Faccio un po' fatica a dire che siamo tutti uguali, insomma, dai. Allora, vi ringrazio per questa fotografia, per questa analisi. Ovviamente noi ci aggiorniamo nei prossimi giorni perché avremo da raccontare tante fasi di questo capitolo, non finisce certo qui. Grazie quindi ad Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico del Veneto, e Luca De Carlo, che è coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Grazie a voi. Saluti a tutti. Arrivederci, grazie. Noi adesso abbiamo qualche istante di pubblicità, dopo parliamo di ammortizzatori sociali e bonus. Di nuovo in diretta, ovviamente alle 12:30 ci colleghiamo con l'unità di crisi di Marghera per un punto aggiornato della situazione Covid con il governatore del Veneto Luca Zaia, che oggi si concentrerà particolarmente sulla curva dell'epidemia, perché come vi abbiamo raccontato anche nelle precedenti edizioni c'è stata una frenata importante del contagio in Veneto, un vero e proprio crollo che ha diverse spiegazioni. Oggi si ritornerà sul tema. Siamo in attesa di collegarci, ma lo faremo fra un attimo, con il direttore generale dell'INPS del Veneto, Antonio Pone. Prima però andiamo per la cronaca a Padova, nel Padovano, perché c'è stato un incidente a Montagnana. Vediamo cos'è successo. Schianto tra due auto nel pomeriggio di mercoledì in via Lupi a Montagnana, dove 3 donne sono rimaste ferite in maniera non grave. I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le 3 donne sono state stabilizzate dal personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze e trasferite in pronto soccorso. I carabinieri di Borgo Veneto e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, terminando le operazioni di soccorso intorno alle 19. Ancora non chiara la dinamica del sinistro, in seguito al quale una delle 2 auto è finita dentro il fossato a bordo strada. Così a Montagnana, ma restiamo nel Padovano per un calvario durato 2 mesi, ma alla fine Ruggero, un 60enne padovano, è riuscito a guarire dal Covid. Ecco, Ruggero guarito dopo 2 mesi di calvario, la sua lotta al Covid, il servizio. Dopo 60 giorni in terapia intensiva, Ruggero Varotto, pensionato, sorride. Ce l'ha fatta. Era ricoverato a Schiavonia, dove per respirare era stato sottoposto a tracheostomia di protezione, poi il ritorno al respiro spontaneo. A casa, a Monselice, 2 figlie e 3 nipoti.
Quindi il trasferimento all'ospedale di Conselve per la riabilitazione post-coronavirus. Varotto ha espresso la sua riconoscenza ai sanitari del Covid Hospital di Schiavonia in una lettera al personale di terapia intensiva. Grazie perché non avete mollato, perché non vi siete fatti intimorire da questo virus, ma anzi lo contrastate in prima linea. Non abbiamo mollato un centimetro, ha confermato il dottor Fabio Baratto, primario di terapia intensiva e rianimazione a Schiavonia, anche se più di qualche volta pensavamo di aver perso il paziente. Questa quindi la storia che arriva dal Padovano. Adesso siamo in grado di collegarci con il direttore dell'INPS del Veneto, Antonio Pone. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, con lei vogliamo fare un po' il punto della situazione. La scorsa settimana abbiamo fatto quello degli ammortizzatori sociali, quindi con la cassa integrazione erogata nel corso del 2020, il FIS, il fondo di integrazione salariale, ma poi c'è tutto il capitolo dei bonus. Anche qui sono stati erogati decine di migliaia di assegni e di strumenti. Ci vuole fare il punto? Beh, allora, complessivamente la situazione, l'abbiamo detto più volte, è una situazione con numeri mai visti in passato. Allora, complessivamente abbiamo avuto un numero di domande che in Veneto è stato pari a oltre 340.000, quindi sostanzialmente numeri impressionanti, ma ciò che fa ancora più impressione è il fatto che più della metà di questi numeri sono legati ad ammortizzatori come la cassa integrazione in deroga con 137.000 domande e l'assegno del fondo di solidarietà che normalmente non fanno registrare numeri di questo tipo. La cassa integrazione in deroga era uno strumento soppresso col Jobs Act, è stato ripristinato per l'occorrenza e il fondo di integrazione salariale per la parte di assegno ordinario di solidarietà è una prestazione che faceva registrare domande per un ventesimo o un trentesimo di quello che abbiamo visto. Quindi complessivamente abbiamo detto un volume di domande importante. La situazione sul piano produttivo, l'abbiamo detto più volte, non ci ritorno nemmeno sopra, è assolutamente sotto controllo. Di fatto noi abbiamo sull'autorizzato giacente di circa una settimana, significa domande pervenute la settimana precedente, e sui pagamenti ancora più veloce, perché la giacente che abbiamo è sostanzialmente allo spirito di lavorazione di 2 giorni. In pratica arrivano circa 8.000-9.000 modelli dalle aziende per il calcolo e la liquidazione delle casse integrazioni che noi lavoriamo diciamo la stessa settimana che sono pervenuti, quindi di fatto la giacente che abbiamo è di 1, 2, 3 giorni al massimo. Sostanzialmente possiamo parlare di lavorazione in tempo reale. L'aspetto interessante, semmai, che si può iniziare ad approfondire perché apre una serie di prospettive, è quello del passaggio dal numero delle domande al numero dei beneficiari, perché si vede che in Veneto i soggetti che hanno materialmente ricevuto cassa integrazione in questi mesi, dall'inizio della pandemia ad oggi, sono un volume anche superiore a quello che ci aspettavamo. Mano a mano che si stanno consolidando i dati ci rendiamo conto che il volume complessivo nel periodo da marzo a settembre complessivamente è appunto pari a oltre 626.000 lavoratori beneficiari di cassa integrazione nelle sue varie forme. Ovviamente la cassa integrazione ordinaria fa la parte del leone perché è la forma di cassa integrazione per le aziende con un numero di dimensioni maggiori, quindi più della metà sono lavoratori che hanno fruito della cassa integrazione ordinaria, ma è molto importante il dato relativo alla cassa in deroga, 130.000 lavoratori, e soprattutto del fondo di solidarietà, 168.000 lavoratori. Perché? Perché questi sono segnali che vengono da settori specifici, perché le aziende che possono ricorrere a questi strumenti sono in particolare dei settori che stanno pagando forse più duramente il prezzo della crisi. Mi riferisco in particolare sicuramente all'alloggio, l'alberghiero, la ristorazione, il turismo e il commercio, che sono infatti, e poi magari lo vediamo, i settori che fanno registrare il maggior ritardo nel riprendere l'attività produttiva e continuano ad avere flussi importanti di domande. E questo si vede, direttore, anche tra i lavoratori autonomi che appunto lavorano in questi settori. Quindi qui entriamo nel campo dei bonus invece, delle indennità. Allora, sul bonus possiamo fare un ragionamento molto analitico perché abbiamo davvero molti dati, quindi abbiamo solo l'imbarazzo della scelta e il tempo eventualmente a disposizione.
Il bonus, innanzitutto ricordiamoci che è un prodotto completamente nuovo, non esisteva fino a marzo, è stato creato con il Cura Italia, che il decreto che ne prevedeva inizialmente 5, poi progressivamente è stato esteso a nuove fasce di potenziali percipienti. Complessivamente in Veneto abbiamo avuto 490.000 domande, gli effettivi aventi diritto sono stati 359.000, quindi diciamo c'è una differenza pari a circa il 26% delle domande che sono state respinte per carenza dei requisiti. È interessante andare a verificare all'interno della composizione di questi bonus chi hanno intercettato. Come detto, ormai i bonus sono diventati tanti. Il bonus che in termini assoluti ha fatto da padrone è il bonus cosiddetto autonomi, che in Veneto, su un totale di 359.000 domande, ne ha fatto registrare 270.000 beneficiari pagati. Per trovare il secondo bonus in ordine di graduatoria dobbiamo andare al bonus cosiddetto professionisti collaboratori con 30.000 domande circa e il bonus stagionali con 26.000 domande. È interessante andare anche a soffermarci sulla ripartizione per classi di età, cioè chi hanno intercettato questi bonus, prevalentemente giovani o prevalentemente anziani? Dipende dal tipo di bonus. Il bonus autonomi, che abbiamo detto la fa da padrone sul piano assoluto, in realtà non è un bonus per giovani, nel senso che ne hanno fruito soprattutto le classi di età sopra i 30 anni, quindi dai 30 ai 49 e dai 50 in avanti. E la classe di età dai 50 in avanti è quella dimensionalmente più rilevante. Diverso è per esempio per il bonus intermittenti. Il bonus intermittenti ha la larga prevalenza, la metà dei richiedenti che si colloca in una fascia di età sotto i 30 anni, quindi va proprio a intercettare quelle forme di discontinuità lavorativa che caratterizzano l'impiego dei giovani. Ecco, quindi una situazione molto variegata che ci dà una mappa della crisi, come abbiamo scritto anche nel nostro titolo. Le faccio una domanda velocissima perché ci stiamo collegando con Marghera. Cosa succederà con la fine della moratoria dei licenziamenti? Allora, qui torniamo alla cassa integrazione. Il dato che stiamo monitorando tutti è ovviamente la percentuale di cassa integrati a 0 euro, comunque diciamo con una grande percentuale di utilizzo. Perché? Perché è lì che ci può essere il bacino dei potenziali, espulsi in una fase in cui non vi sia più un blocco dei licenziamenti. Sotto questo profilo è interessante verificare alcuni dati di cui adesso disponiamo, e che ci dicono in particolare che differentemente da quanto accadeva nei mesi iniziali. Direttore, mi scusi perché è arrivato in anticipo il governatore. Questo tema lo affronteremo prossimamente e conto di averla mia ospite. Grazie davvero Antonio Poni, direttore dell'INPS. Zaia. È che è l'unico studio ovviamente a livello nazionale fatto per valutare la circolazione del virus nella popolazione, quindi oggi ci saranno anche dei dati, vedrete, straordinari rispetto a quanto il professore ha rilevato. Allora, io partirei subito, anche per dar poi spazio al professore, con il bollettino e approfitterei peraltro, ma lo dico dopo alla fine. Allora, i tamponi, andiamo subito velocemente. I tamponi sono 3.791.047 tamponi molecolari e 2.693.073 rapidi. Come capite siamo oltre i 6 milioni di tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono stati 896, con un'incidenza sui totale di 36.294 tamponi del 2,74. Vedete che noi abbiamo un'incidenza bassa, poi vedrete lo studio del professor Valdo che ci aggiungerà il carico da 90 su questo tema dell'incidenza. Però c'è da dire una cosa, che noi mediamente abbiamo sempre avuto l'incidenza bassa rispetto alla media nazionale. Abbiamo fatto ottobre con il 5% di media, novembre e dicembre con l'8% di media, quando a livello nazionale eravamo al 17%, oggi la media nazionale va del 6-7%. Magari poi il professore ci dirà anche lui un'opinione rispetto a questo. Il numero di positivi totali dall'inizio della crisi, in virtù di una grande azione con i tamponi e contact tracing, è di 314.841. I positivi oggi, ieri ricordate erano 30.000, ne abbiamo
28.704. Se vi interessa, nelle ultime 24 ore sono usciti dall'isolamento 1.656 persone. C'è un paese al giorno se ne esce. Totale di ricoverati, guardate che bel numero, 1.978. Quindi ieri eravamo per un posto letto ancora sopra marzo, adesso siamo sotto il 31 marzo come dato, 1.978 ma totale, così distribuiti. 91 persone sono uscite dall'area non critica e abbiamo un invariato sulle terapie intensive, 2,11. Considerate che le terapie intensive detratte dei negativizzati sono sui 150, che è quello che troverete nel bollettino ufficiale nazionale. I morti purtroppo, come sapete, la parte finale dell'infezione che calerà per ultima 62. Vi porteremo anche uno studio sulla mortalità 62. Vi porteremo uno studio sulla mortalità di gennaio che stiamo elaborando come facciamo tutti i mesi, per vedere anche l'impatto della mortalità per fascia di età e soprattutto riferito a gennaio del mese precedente, dell'anno precedente, che è ancora un mese Covid-free in linea di principio, perché il Covid noi l'abbiamo conosciuto al 21 febbraio. Dimessi 14.667 più 126. E voglio fare gli auguri alla signora Teresa Florio di Piazzola su Brenta, che fa oggi 102 anni, quindi auguri alla signora Florio. E poi c'è una bella storia che vi vorrei segnalare di due gemellini, il signor Severino Centenaro di 101 anni assieme alla sua sorella gemella Maria Antonia Centenaro di 101 anni, e insieme al marito della signora Antonia, che si chiama il signor Ruggero Nube, di 100 anni, in tre fanno 302 anni, che vivono assolutamente in totale autonomia a Mestre, stanno bene, ci seguono tutti i giorni, li salutiamo. Dove sono? Di Mogliano. Sono il signor Severino Centenaro ha 101 anni, la sorella gemella Maria Antonia ne ha 101 e il marito della Maria Antonia ne ha 100, il signor Ruggero Nube, è il più giovane della famiglia, insomma. Nube. Sì. È una bella storia di tre centenari che vivono soli, assieme, in totale autonomia e ci guardano tutti i giorni, quindi penso che sia il minimo salutarli. Ah sì. E di solito si dice andiamo a fare il tampone, qua sarebbe andare a fare la sequenziazione del DNA e per capire cosa sia accaduto in quel filamento. Detto questo, guardate, e poi questi sono anche spunti che vorrei sottolineare, se poi il professor Baldo deciderà di parlarne. Noi, come dicevo ieri, abbiamo una curva dell'infezione atipica e quindi sta letteralmente crollando. Spero che i veneti non la prendano come liberi tutti, perché vi invito, ve lo dicevo una settimana fa se ricordate, quando si parlava di zona gialla. Allora, intanto abbiamo un R con T stimato, ve lo dico già, 0,65. Abbiamo un'incidenza su 100.000 abitanti, 0,65. R con T. È il più alto questo il valore, perché prima davamo il range, 0,65. Abbiamo un'incidenza che mi sembra sia 113 su 100.000 abitanti, un dato intorno al 100. Adesso stanno finendo i calcoli, quindi capite che 10 giorni fa eravamo vicini ai 400, adesso siamo a 113 o in 100.000 abitanti. Però l'Europa sta crescendo, l'Europa è in lockdown, Germania, Francia addirittura ha attuato il coprifuoco, mi sembra alle 6 di sera adesso, e Portogallo addirittura, ve lo dicevo l'altro giorno, porta pazienti fuori dallo Stato perché non ha neanche più posti nelle cliniche portoghesi. Spagna sta crescendo, Austria avete visto le cronache. In tutto questo contesto, anche in Italia noi siamo in questa fase un'isola felice, il che non vuol dire che è finita. Guardate le curve
delle infezioni nelle altre regioni, vedete che non c'è proprio sto picco verso il basso, ci sono delle regioni che hanno degli alti e bassi, alcune anche che crescono. Del resto a livello nazionale ogni anno 500 decessi, ogni giorno 500 decessi ci sono. Perché dico questo? Perché ci piacerebbe un giorno che qualcuno ci dicesse o ci desse una lettura a questo andamento straordinario che ha avuto la curva. Voglio ricordare che noi ci abbiamo messo l'impegno anche di un contact tracing molto attivo. Qualcuno ci accusava dei tanti tamponi e io vorrei anche dire che questi tanti tamponi hanno significato anche tante quarantene, hanno significato anche tanti contact tracing. Per quanto sgangherati magari tu li avessi i giorni che facevi 3-4 mila positivi al giorno, però comunque li facevi. Se non li facevi, non li facevi, scusate il bisticcio di parole, non sapevi nulla, ma non sapevi dove andavano a finire questi positivi. Ci sono state le misure, ma non è totalmente spiegabile in virtù delle misure, perché dal 24 di dicembre pensare che il 1 di gennaio, dopo 7 giorni, ci inizi questo crollo verticale, anzi se Federico mi stampa la curva delle intensive la facciamo vedere oggi, mare in grande. Alla luce di tutto questo resta un fatto inspiegabile, che noi vogliamo anche spiegare con le sequenziazioni, perché di fatto qui è arrivato un virus, una mutazione che comunque qualche segno l'ha lasciato. Se pensate, ci siamo ritrovati con le terapie intensive mediamente sui valori di marzo. Marzo era 3,56, siamo arrivati a 400. Il 31 marzo eravamo a 3,56, noi siamo arrivati a poco più di 400. Ma invece abbiamo avuto il doppio di pazienti in più in ospedale. Anche questo non è in linea con quello che comunque ci aspettavamo. Vabbè, guardiamo avanti, non abbassare la guardia. Ieri sera ho avuto una diretta, ho partecipato, come qualcuno avrà visto, a porta, e il professor Remuzzi ha detto una cosa importante, che gli studi internazionali ci dicono che la mascherina da sola non risolve la vita, ma la mascherina col distanziamento e l'igiene delle mani vale più di un lockdown. Questo l'ha detto il professor Remuzzi, che è autorità, soprattutto citando studi internazionali, e penso che questo sia fondamentale, di far capire quindi che se noi ci mettiamo impegno non ci infettiamo o riduciamo in maniera minimale il rischio dell'infezione. Questo è fondamentale. Lo dico perché domenica inaugureremo peraltro i mondiali di sci, super tamponati tutti, i nostri atleti, verifiche, protocolli e tutto, però rendiamoci conto che anche quello è un'occasione, pur essendo a porte chiuse, mi metto nei panni dei cittadini che magari dicono che sono lì e possono esserci, magari vado a vedere la gara all'arrivo, evitiamo l'assembramento, evitiamo di andarci a respirare l'aerosol. Basta, io non aggiungo altro, se non la bella notizia, finalmente i monoclonali. Ora voi sapete che battaglia abbiamo fatto noi per i monoclonali, tutto il mondo li usa, noi stavamo ancora pensando se sarà il caso di pensarci, non noi a livello nazionale. Non voglio attribuire colpe a nessuno. Ringrazio innanzitutto il professor Palù, perché so che si è prodigato da un punto di vista scientifico per essere presente come AIFA e come scienziato rispetto a questo. I monoclonali non sono una stregoneria, perché abbiamo molti monoclonali in fase 2, sui quali ovviamente si finirà la sperimentazione, ma ce ne sono alcuni, tipo quelli, sembra che sia stato curato Trump con Regeneron, piuttosto che Eli Lilly. Vi ricordate che io mesi fa, vi dissi 2 mesi fa forse, 2 o 3 mesi fa, lessi su Bloomberg dei monoclonali della cura di Trump. Ecco, quando si ammalò Trump, e contattai subito Eli Lilly, e il giorno dopo ero già in videoconferenza con loro, che mi dissero: guardate, noi abbiamo quelli per le prime fasi che funzionano, sulle fasi avanzate della malattia abbiamo da fare delle verifiche. Oggi sappiamo con certezza che nelle prime 72 ore dall'esordio dei sintomi il monoclonale fa miracoli. Poi è one shot, one spot. Cosa vuol dire? Un colpo solo? 1 migliaio di euro di spesa nella somministrazione, ma voi avete presente un'ospedalizzazione cosa costa? Se volessimo parlare di cifre, ed è brutto parlare di cifre, parliamo di vite salvate, soprattutto su alcuni fronti, quindi prime fasi di cura. Pensate nell'RSA, pensate
in alcuni luoghi ambulatori dove si può, perché il monoclonale non si può fare on the road, si può fare a domicilio con assistenza, perché è un'infusione, dura circa un'ora, una flebo, e poi c'è un periodo di osservazione post flebo per fare delle verifiche, diciamo, cliniche. Non ha controindicazioni, non ci sono evidenze di controindicazioni, la letteratura addirittura dice che il monoclonale ha avuto gli effetti collaterali paragonabili al placebo, cioè chi si faceva la flebo di fisiologica non sapeva che era fisiologica e pensava fosse monoclonale. Sono a sti livelli nella letteratura. Adesso sono stati autorizzati, definiamolo in via compassionevole, in via emergenziale, ditelo come volete, ma la sanità del Veneto assolutamente utilizzerà questo nuovo strumento. Capite che nelle prime fasi vuol dire RSA, vuol dire il paziente che ti arriva in pronto soccorso con i sintomi che puoi tentare di trattare con monoclonale, poi sono i medici che decidono, ragazzi. Non è che qua è un jukebox, cioè la medicina non è un jukebox, che tu spingi il bottone e viene fuori la musica che ti desideri. Il medico decide se sei candidato al monoclonale, al plasma iperimmune o all'Aulin o alla tachipirina o quello che è. Cioè queste non sono decisioni che possiamo prendere noi. Però c'è una nuova opportunità di cura e non è indifferente. Cioè guardate che se voi immaginate lo scenario del 21 febbraio, buio totale nella stanza, oggi la stanza l'abbiamo quasi illuminata, abbiamo gli antivirali, sappiamo del plasma iperimmune, conosciamo cure domiciliari che a febbraio non avevamo, inutile che stiamo qui tanto a dirlo, no? Lo riconosce anche la comunità scientifica che a febbraio non avevamo la preparazione di oggi. Abbiamo i monoclonali e abbiamo una campagna vaccinale che comunque è una campagna che lavora sull'altro fronte, che è quello di utilizzare un farmaco per prevenire la malattia e prevenire l'infezione, perché ha anche un ruolo disinfettante, no? Se ci pensate, da quello che si dice rispetto ai vaccini. Vaccini, ieri abbiamo avuto la riunione, nel primo quadrimestre l'Italia dovrà avere una fornitura, io avevo anche 13 milioni e mezzo più o meno di dosi, a noi in quota parte dovrebbero arrivarci. Abbiamo deciso che il target per il target Pfizer e Moderna, la distribuzione deve essere fatta in base alla popolazione target ultra ottantenne, quindi le regioni hanno accettato un principio, stabilito il numero degli ultra ottantenni, diventa percentuale e quella è la percentuale che verrà stabilita per ogni regione di vaccini, quindi non va in base alla percentuale della popolazione ma in base alla percentuale degli ultra ottantenni, Pfizer e Moderna. Dopodiché l'AstraZeneca va per il canale della percentuale sulla popolazione, cioè tot popolazione, tot vaccini in percentuale rispetto al monte popolazione nazionale. C'è un tema importante che è quello altri due temi che vi vorrei sottolineare, quello della distribuzione e della somministrazione dell'AstraZeneca a una popolazione over 55 fino ai 65, come accade, a parte il fatto in Gran Bretagna che lo danno a tutti, ma come accade in Germania che si arriva a 65 anni. Io sono convinto che vada anche chiarito questo, perché capite che è un target non indifferente, 55-65 sono milioni di persone, è un target massiccio della comunità, quindi una popolazione che pesa anche dal punto di vista di sanità pubblica, visto e considerato che va in correlazione con un vaccino, con un vaccino che è più come si può dire, recuperabile. Questa è la curva dell'infezione ad oggi. No, scusa, dell'infezione, delle terapie intensive. Vedete che il crollo non ha eguali, andate a guardarvi tutte le curve che volete, non lo trovate. Magari andate a intervistare tutti quei fenomeni che ci hanno rotto le palle a dicembre, gli dite se vi spiegano sta curva qua, però per iscritto. Ve lo fate scrivere così almeno lo mettiamo via. Questa è la curva, voi capite, dopo il professor Baldo magari dirà la sua. L'escalation, ma soprattutto il crollo, se vedete ci ha messo tanto ad arrivare al picco, ma poi dal picco è andata giù e questo non è riconducibile alla mortalità o solo alla mortalità, perché se vedete anche la curva dell'infezione è una curva insomma che non lascia dubbi. Al di là di questo, ultimo aspetto, è un tema sul quale io continuo a fare appello alla comunità scientifica. Ormai è assodato che la letteratura scientifica dice che non è assolutamente vero. Lo diceva anche il professor Remuzzi ieri sera, gliel'ho chiesto io direttamente durante
la mia partecipazione, che al 21esimo giorno c'è l'orologio, la sveglia che ti dice che devi fare la seconda dose. Anzi, ne viene fuori che procrastinando l'iniezione c'è più risposta anticorpale. O meglio si dice che la risposta anticorpale della prima dose è, come si dice, usiamo un termine che per capirlo tutti assieme, è distorta dal fatto che possono esserci anche le infezioni durante la prima dose. Poi il professor Baldo ce lo spiegherà, nel senso che tu vai a vaccinarti, ma se hai contratto l'infezione o la contrarrai anche dopo la vaccinazione, non è che ti fai la puntura e ti riempi di anticorpi, ci vogliono ovviamente dei giorni per cominciare ad avere la risposta anticorpale, quindi quella è una fase particolare. Anche il professor Remuzzi ieri sera diceva: guardate che anche AstraZeneca dimostra che a mesi c'è la risposta anticorpale molto più robusta. Quindi perché dico questo? Io lo dico da responsabile di quello che deve essere l'organizzazione, poi, no? Se questo venisse confermato dalla comunità scientifica, uso condizionale, se questo venisse confermato, potremmo dire che un vaccino, una testa. Invece oggi noi diciamo che 2 vaccini, una testa, perché dobbiamo mettere in magazzino la seconda dose, perché a quel punto potremmo ampliare la platea e recuperare la seconda dose magari prima dell'estate, quando comunque ci aiuterebbe anche la stagionalità, eccetera. Sembrava bestemmiare in chiesa qualche mese fa di ste robe, vedo che adesso non è proprio così, cioè nel senso che adesso la comunità scientifica si sta interrogando su questi aspetti. Io non ho altro da aggiungere, se avete 2 o 3 domande rapide, perché vorrei passare la parola al professor Baldo. Allora, cominciamo con Tosato, Nico Russimoro, Banzan e i colleghi. La cava. Ma ti metti sempre là in fondo, vieni più avanti. Ha paura di infettarsi? Filippo Tosato del Mattino, buongiorno. Buongiorno. Io volevo sollecitare la sua attenzione su un tema che so starle a cuore, ovvero la formazione del nuovo governo. Tutti i giorni sta storia. Dunque, la prima cosa che vorrei chiederle riguarda un accenno che ha fatto ieri Salvini in televisione. Ha detto: stiamo valuteremo le proposte, i progetti, la posizione della Lega sarà conseguente alla proposta programmatica del Presidente incaricato, stiamo consultando i nostri esponenti di maggiore esperienza, di maggior spessore, parlamentari, governatori, eccetera, eccetera. Volevo sapere prima di tutto se lei ha avuto modo di interloquire con Salvini in materia. Sì, più volte. Più volte. Questa domanda cosa ha detto? Non te lo dico. Mi lasci almeno parlare prima di... non è che pretendo di sapere i dettagli, ma insomma qual è stato il tenore della conversazione? Voglio dire, da parte sua che considerazioni ha espresso, che input ha dato? Ma io vedo da parte di Salvini senso di responsabilità, nel senso che poi c'è anche una ritualità che va al di là della ritualità. Ci sono delle fasi che sono sancite anche dal punto di vista costituzionale, no? L'incarico assunto con riserva, che è una procedura ufficiale, l'incontro con le forze politiche non è una roba per dire, come si può dire, sprizza e oliva, tanto perché dobbiamo farlo, ci chiudiamo dentro un quarto d'ora in una stanza e diciamo che abbiamo fatto l'incontro, per parlare di quale vuole essere l'impianto da parte lasciate perdere che si chiami Draghi, che sia professor Draghi, che autorità, c'è un'istituzione, lasciamo perdere, ma chiunque sia l'incaricato, il presidente incaricato deve incontrare forze politiche e dire: ragazzi, io voglio fare questo, questo e questo, sostenetemi su questa via. Siamo in una democrazia, funziona così. Penso che avranno l'incontro, se non mi sembra di aver capito male, oggi si incontreranno. Di certo la Lega non va a chiedere posti, questo è poco ma sicuro, ma se fossi io al tavolo chiederei dell'autonomia, cioè ovvio, farei questa domanda subito. Però immagino che Salvini poi presenterà, come annunciato, anche lumi sull'idea di ripresa economica, sulla tassazione, sulle riforme da fare.
Certo è che chiunque vada a gestire questo paese, a governare questo paese, sa che non sarà una passeggiata, questo è poco ma sicuro. Lo dico da amministratore, perché al di là di questo clima, no, di euforia, poi noi amministratori siamo sempre chiamati, finita la luna di miele, sei chiamato a governare, a prendere decisioni a volte non facili, e ci vuole qualcuno che ti sia da compagno di viaggio. E a proposito di passeggiate, gli industriali in un documento chiedono fin d'ora a Draghi una terapia immediata sul fronte del sostegno alle imprese e del sostegno all'occupazione, ricordando che la perdita, il calo di PIL dell'Italia ad oggi risulta doppio a quello della Germania, che forse già partiva da una situazione di favore, insomma, sui mercati. È ovvio che quando intanto sottoscrivo questi aspetti che tu hai citato, io non ho visto il documento, ma rispetto a questi aspetti, il tema della come si può dire, ma ve l'ho detto in molte occasioni, della cura da cavallo, per usare un termine che mi sta a cuore, e all'economia e quindi alla creazione non solo di PIL, che è correlato all'occupazione, è fondamentale, cioè economia e occupazione vanno di pari passo. Dico anche che davanti a una crisi è ormai, come si può dire, dato assunto che chi è più gracile, chi è più in difficoltà, lo vediamo con il Covid, rischia di più. E noi avevamo un'economia di certo non sana come quella tedesca quando abbiamo affrontato questa tragedia. È inevitabile che ne veniamo fuori di più con le ossa rotte. Sentite, il nuovo Presidente del Consiglio ha sul tavolo un'opportunità che c'era l'Italia, che sono 222 miliardi di recovery fund, perché erano 209 ma mi hanno spiegato che sono diventati 222, non chiedetemi perché. E se mi chiedi di Draghi, di certo lo standing internazionale ce l'ha, di certo è persona, istituzione, diciamo, riconosciuta e stimata a livello internazionale. Dopodiché io non conosco le progettualità e questo è un confronto che compete alla politica. Ovvio che si troverà un dossier sicuro, che è quello dell'autonomia, e l'altro immediato, che è quello del Covid, perché il Covid ha implicazioni economiche, sociali, ma anche sanitarie ancora. Un ultimo dettaglio, così, ma un dettaglio indolore. Prego. Si parla di un comune sentire tra lei e il vice segretario della Lega Giorgetti, ovvero un atteggiamento pragmatico, un atteggiamento molto mirato sulle priorità economiche, sociali e del lavoro. Ha interloquito anche con Giorgetti in questi giorni? Ma io sento sempre tutti, però vorrei anche ricordare una cosa, che a me fa specie quando si vedono correnti create sulla base delle caratteristiche caratteriali, no? Come tu sei un professionista, giornalista, sei quasi un cardinalone del giornalismo, e poi magari c'è qualche tuo collega che è più barricadero, ma comunque lavorate tutti e due per lo stesso giornale e siete tutti e due dei professionisti. Ecco, non condivido sta roba sempre di voler dividere i moderati dai più aggressivi, dai fondamentalisti ai più moderati, cioè penso che ci sia comunque come si può dire, un ombrello al di sotto del quale tutti ci ritroviamo, che è questa sfida, che è la sfida del federalismo, dell'autonomia, di difendere il popolo. Quante volte vi ho detto che la Lega è un partito Labour, no? E penso che questa sia una vera sfida. Grazie. Prego. Dal Cardinal Tosato passiamo alla barricadera Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io concluderei questa parentesi politica per poi passare a 3 domande tecniche. Poi abbiamo il professor Baldo. Appunto, infatti, quindi sarò rapida. Volevo chiedere, a proposito di autonomia, che in questo momento è un pochino in stallo, secondo lei un governo tecnico, quindi privo di condizionamenti politici più o meno, potrebbe sbloccare la situazione più facilmente di un governo politico? Guarda, io non so quali siano gli elementi e le idee del professor Draghi,
si confronterà direttamente per quanto riguarda la parte, diciamo, politica con il nostro rappresentante, che è il segretario Salvini. Dico semplicemente che se io la guardo da un punto di vista meramente tecnico, l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, in un momento nel quale si parla tanto di responsabili, no? E penso che chiunque, che sia tecnico o politico, non possa disconoscere il fatto che i paesi moderni hanno tutti delegato le competenze ai territori. Inutile che ci riempiamo tanto la bocca di Stati Uniti, di Germania, di Svizzera, di Gran Bretagna e facciamo finta di non vedere che non sono paesi centralisti. Il centralismo è il Medioevo e l'autonomia, ve lo dico sempre, per noi è il Rinascimento. Quindi questo paese non può uscire da questa situazione di stagnante se non rivede anche, diciamo, la revisione del modello, che peraltro è previsto dalla Costituzione, vi ricordo, ma non quella dell'articolo del titolo quinto, ma anche quella originaria del 1948, che è autenticamente federalista. Il problema sono i centralisti che l'hanno gestita. Poi passo alle domande tecniche. Prego. Allora, penso che anche alla gente interessi che cosa avete deciso ieri, prima tra Regione e poi con i ministri Boccia, Speranza e il commissario Arcuri, sulla doppio binario della vaccinazione. Quindi da una parte gli over 80 con Moderna e Pfizer, e abbiamo capito che allora le dosi vengono distribuite a seconda del numero di over 80, però non mi è chiara la parte che riguarda AstraZeneca, perché al momento AIFA, dopo un po' di balletti, ha 55. Esatto, detto che va somministrato dai 18 ai 55. Allora, oggi tutti i giornali titolano, si parte con forze dell'ordine, personale scolastico, detenuti. Sì, servizi essenziali. Noi con cosa partiamo? Noi facciamo AstraZeneca. Ovviamente. AstraZeneca con chi partiamo? Così lo diciamo, magari la gente... Avete il calendario? Però considerate che noi abbiamo il blocco dei 185.000 che sono, diciamo, le categorie, il primo target, che è quello del professor Baldo, dei nostri uomini e donne della sanità, dell'RSA, che hanno ovviamente in questa fase, avendo solo quello, la finiremo, immagino, praticamente quasi in toto con Pfizer o Moderna. 18-55 lo faremo con AstraZeneca, e in quota parte, se ci sarà la possibilità, utilizzeremo anche Pfizer o Moderna, ma dedicato in particolar modo Pfizer e Moderna agli over 80, c'è la priorità, perché se no non possiamo vaccinarli con l'AstraZeneca. No, questo l'ho capito, ma siccome dall'8 febbraio arrivano le dosi di AstraZeneca, volevamo capire se voi partite, anche perché vi dovete organizzare voi nei punti vaccinali. Forse non dall'8 febbraio, l'assessore... Il Ministero della Salute comunica l'8 febbraio, poi forse alle regioni arriverà dopo, però... Questa è la comunicazione ufficiale. Comunque è stato detto appunto che inizia la fase con AstraZeneca 18-55 anni, servizi essenziali. Vediamo cosa ci manda, perché aspettiamo il materiale della riunione di ieri sera. Se c'è anche una priorità nazionale, seguiremo la priorità nazionale chiaramente, però quindi dobbiamo ancora confezionare il modello o comunque il piano Veneto. Aspettiamo di capire se ci sono tipo forza dell'ordine, insegnanti, persone del mondo della scuola, protezione civile, insomma com'è la graduatoria, e poi chiaramente faremo anche noi quello che è appunto il piano regionale, però siamo in attesa di capire se c'è anche un elenco nazionale su cui basarci. E l'ultima cosa, per non creare confusione, mi pareva di aver capito che soltanto per quanto riguarda AstraZeneca la seconda dose possa essere rimandata dalla terza alla 12ª settimana, oppure avete avuto la stessa indicazione anche per Pfizer e Moderna? Mi sono distratto. Però se non sta attento, Presidente. Scusami, te l'ho detto 2 volte, la terza no. Allora, dunque, mi pareva di aver capito che la possibilità di rimandare la seconda dose fra la terza e la 12ª settimana sia solo per AstraZeneca. È corretto? Sì. Ok, perfetto. Io lo dico purtroppo, è dato a sapere che a livello internazionale anche il tema dell'allungare questo periodo, diciamo, per la seconda dose sia adottato, e per cui anche per gli altri, ma va chiarito. Poi noi ci mettiamo la comunità scientifica e le aziende produttrici, ci mancherebbe, però sembra che non sia un termine perentorio. Altre cose uscite dalla riunione di ieri?
No, queste sostanzialmente, Michela, cioè importante la suddivisione, non era facile, no? Dare il Pfizer e Moderna in base alla popolazione, alla percentuale di over 80 presenti, perché comunque ci sono delle regioni che hanno meno anziani over 80 di noi. Sì, come la Campania. Tipo la Campania, oppure il Friuli Venezia Giulia, che è una tra le comunità con più over 80. Noi però adesso stiamo concludendo il 185, che sarebbe anche il target nostro, noi non siamo ancora vaccinati. Poi le essenziali e via tutto, insomma, come avete sentito. L'attesa dell'accordo nazionale sugli MMG. Infatti sì, ho visto. Ah beh sì, questo sì. Ho visto che hanno già definito anche la retribuzione 10 euro in ambulatorio e 28 fuori. Però deve passare prima in conferenza delle regioni per una discussione interna, così siamo rimasti d'accordo ieri sera. D'accordo, sì. Grazie. Però penso che questa retribuzione che tu hai visto sia l'accordo che ha fatto il Piemonte. No, parlavano della bozza firmata predisposta con il Ministero della Salute. Che non abbiamo ancora visto. Non abbiamo visto. Non l'avete Non ce l'hanno ancora inviato. Tu hai altre fonti. Alda Banzan, Il Gazzettino. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Lei ha detto se fossi io al tavolo con il professor Draghi porrei l'autonomia. Questo vuol dire che Salvini non la porrà? No, non ho detto questo. Quindi la porrà? No, io ho risposto a una domanda, i veneti cosa potrebbero dire? L'autonomia? Sì, d'accordo, ma nella scaletta degli argomenti che il segretario della Lega porrà al candidato, il premier incaricato, al presidente incaricato, c'è l'autonomia o non c'è? Guarda, intanto io non mi occupo, ti dico la verità, della scaletta di cosa dirà Salvini, ma Salvini sa benissimo che il tema dell'autonomia è un tema cogente, non solo per noi, perché ormai è endemica a livello nazionale, per usare un termine che va di moda in questo periodo, nel senso che molte regioni da nord a sud hanno chiesto la possibilità di avere l'applicazione del titolo quinto e quindi l'autonomia differenziata. Comunque finita sta fase acuta dell'infezione si parlerà ancora di autonomia, chi che sia Presidente del Consiglio. Noi non faremo, come si può dire, abbiamo sempre detto, non faremo marcia indietro. Posto? Radio Wellness, se ci raggiunge, ecco, qua c'è un microfono. Marco Lacava, Radio Wellness, buongiorno Presidente, sarò molto rapido, le pongo una domanda riguardo il vaccino russo, su questo Sputnik ci sono un po' di riserve ma non si capisce bene da dove nascano, lei cosa ne pensa? Penso che deve essere presentato il dossier a EMA e EMA, che è il nostro ente validatore, regolatore, dovrà dire se va bene oppure no. Guardate, è stato chiaro, ma anche ieri sera nella discussione avuta in TV, perché c'era anche il vice ministro Sileri, è chiaro che noi non possiamo rinunciare a opportunità vaccinali che ci vengono da altri paesi, sarà anche, magari qualcuno avrà un'idea esotica di questa storia della Cina, però voglio ricordarvi che la Cina ha vaccinato mesi prima di noi la Cina, i cinesi, poi gli Emirati Arabi e tutti quei territori, parte dell'Africa e parte dell'America Latina. Sì, quindi capite che anche la fase 3 qua è una fase, quindi c'è una business unit di produzione del vaccino cinese in Marocco e lo Sputnik è un vaccino utilizzato, il linguaggio del mondo scientifico, da quel che è dato a sapere, è un linguaggio comune, no? Fase 1, fase 2, fase 3, raccolta dei dati, poi potremo discutere sulla serietà dei dati, ma questo è un ruolo che ha EMA, non possiamo deciderlo noi, Marco. Ma per noi, quando saranno autorizzati, per noi qui le porte sono aperte a tutti, basta che siano autorizzati. Ma del resto cerchiamo anche di dire ai cittadini che usiamo una montagna di farmaci che vengono da quei paesi e sono autorizzati, non è proprio che vengono tutti da Roma i farmaci o da Milano o da Venezia, il mercato è globale. A questo punto passo la parola al professor Baldo, ci cedo il posto. Prego professore. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente e l'Assessore per l'invito, soprattutto per l'opportunità di far vedere quelli che sono stati i dati di uno studio che è stato, come diceva il Presidente, fortemente voluto dalla Regione e che abbiamo portato avanti in collaborazione tra più enti, perché non è soltanto l'Università di Padova,
abbiamo collaborato con l'Università anche di Verona. A Padova ci ha dato una mano molto importante il presidente della scuola di medicina. Abbiamo avuto con noi anche la scuola di infermieristica di Padova, quindi il corso di laurea di infermieristica, e le scuole di specializzazione in igiene di Padova e di Verona. Quindi in diverse misure hanno dato una collaborazione molto, molto importante. Dopodiché ovviamente nel territorio abbiamo utilizzato alcuni enti che ci hanno dato la possibilità di avere un controllo degli accessi dei soggetti che siamo andati a tamponare, che sono stati la Guardia di Finanza, la Croce Rossa Italiana, che è venuta con noi in tutte le sedute per aiutarci appunto alla gestione delle sedute di tamponamento, perché vi garantisco che non è una cosa semplice, perché alla fine devi evitare gli assembramenti, comunque devi gestire i flussi, anche perché nell'esecuzione davamo una risposta immediata, quindi ogni persona che faceva il tampone restava dai 20 massimo 25 minuti lì, quindi di conseguenza abbiamo avuto bisogno di spazi importanti che ci sono stati dati anche dal Comune di Padova, la fiera, dal Comune di Verona, dal Comune di Vicenza, le rispettive fiere. Siamo andati anche nella grande distribuzione, quindi abbiamo avuto anche l'opportunità di fare il tampone sia ai lavoratori della grande distribuzione ma anche ai clienti della grande distribuzione. Quindi alla fine spero di essermi ricordato di tutti, ma non ultimi anche le aziende ULSS che ci hanno dato ovviamente una mano. Quindi è stato un lavoro di squadra molto importante, questo è un aspetto che è positivo in queste situazioni, perché quando si parte con uno studio molto spesso si possono trovare anche dei contrasti. Ne abbiamo trovati alcuni, però lasciamo stare. Allora, noi siamo partiti con Venezia, abbiamo fatto Belluno, abbiamo fatto Rovigo, abbiamo fatto Vicenza, Verona, Treviso, quindi abbiamo girato tutta la regione. Qualcuno di voi ha anche parlato di tampone tour, ma effettivamente è stato veramente un impegno importante che ci ha visto in 12 momenti diversi a partire dall'8 di gennaio, siamo arrivati fino al 27 di gennaio, e che abbiamo fatto un ente che ci ha richiesto di entrare a far parte dello studio, e quindi non abbiamo detto di no a nessuno, cioè chiunque veniva e si presentava ha ricevuto il tampone. Sulla base di questo abbiamo utilizzato, ricordo, un test di terza generazione, quindi che anche limita, se vogliamo, perché i test antigenici, test di generazione, ha bisogno di uno strumento per poter eseguire il test. Quindi lo strumento è, se vogliamo, anche il cono di bottiglia per fare una numerosità elevata. Abbiamo usato quindi 21 strumenti, quindi una batteria molto importante che ci ha consentito di raggiungere i numeri che adesso vi dirò. E sulla parte organizzativa abbiamo voluto procedere in questo modo per poter, come dicevo prima, avere degli elenchi e avere quindi le persone che venissero scaglionate al momento del tampone, altrimenti vi garantisco, se noi apriamo un punto tamponi diventerebbe una cosa ingestibile proprio dal punto di vista anche esecutivo. E abbiamo tamponato alla fine 4.678 soggetti. 678, di questi il 98,7% era residente nella regione Veneto e l'età media del campione è stata circa 47,2, più o meno 16 anni, diciamo così, circa 47,2. Il più giovane aveva 1 anno, il più esperto aveva 104 anni, quindi questo è stato il range della popolazione che abbiamo tamponato. Sono andato anche a controllarmi quello di 104 anni, o mi ha sbagliato il codice fiscale o ne aveva effettivamente 104. E la suddivisione per provincia vede, diciamo, una distribuzione abbastanza paragonabile a quella che è la distribuzione della popolazione della regione Veneto. E abbiamo avuto un aumento soprattutto nella sede di Padova, nella provincia di Padova, per il fatto appunto che ci è stato richiesto di andare a tamponare, tra virgolette, un ente, quindi questo ci ha portato sui numeri, però alla fine diciamo che il discorso è abbastanza lineare su quello che è la popolazione di riferimento.
Il fatto che appunto eclatante, ma non eclatante, forse anche inizialmente non me l'aspettavo, però dopo man mano che andavamo avanti con lo studio e man mano che vedevamo anche le curve di positività nei soggetti sintomatici, perché ricordo che l'aspetto peculiare di questo studio è che i soggetti che noi abbiamo arruolato sono tutti soggetti, o per la maggior parte soggetti, che quasi per la totalità, che sono asintomatici e che non avevano contatti con soggetti sintomatici, quindi questa è una popolazione free, diciamo così, naive. E su questi abbiamo trovato una prevalenza dello 0,30%, quindi una prevalenza molto bassa, 3 per 1000. Questo significa che inizialmente abbiamo un attimo guardato, diciamo, forse non stiamo campionando in maniera corretta, però guardando quello che era la positività dei tamponi nei drive-in e nei soggetti sintomatici che si attestava sui numeri detti prima, 4%, allora la cosa è abbastanza verosimile, cioè nel senso che vi è una circolazione molto bassa all'interno di quello che è la popolazione che non è direttamente esposta a soggetti positivi oppure che è sintomatica. Questo è un dato, vi ricordo, appunto nel mese di gennaio, quindi nel mese in cui abbiamo avuto quella riduzione che vi ha fatto vedere prima il Presidente. I sintomatici, cioè scusate, i soggetti positivi erano pausintomatici, quindi eventualmente mi hanno definito un mal di testa, ma normalmente erano totalmente asintomatici. E tutti i soggetti sono stati inseriti nel sistema regionale, quindi ogni singolo soggetto che abbiamo tamponato, sia l'esito positivo che negativo, è stato registrato nella piattaforma regionale, e i soggetti positivi sono stati ovviamente invitati al restare in isolamento domiciliare, ad avvisare il proprio medico. Abbiamo avvisato noi direttamente l'azienda ULSS che se ne è preso carico dal punto di vista di tracing. Nel caso di mancanza di link epidemiologico gli ho fatto la richiesta di effettuare un test molecolare per andare a verificare appunto la positività. Diciamo che la percentuale di positivi a livello delle varie province è abbastanza uniforme. Va dallo 0% su Venezia, perché non abbiamo trovato nessuno, fino all'1,65 di Belluno. 0% abbiamo campionato su Venezia 568 persone e a Belluno ne abbiamo campionate 121, abbiamo trovato una famiglia, quindi di conseguenza questo porta ad avere 1,65 di positività. E le altre province? Le altre province abbiamo 0,15 Padova, 0,28 Rovigo, 0,47 Treviso, 0,32 Verona e 0,41 Vicenza. Sì, questa la possiamo dare. Il professore sa che gli ruberò quel prezioso scritto che ha. No, gliel'ho già consegnato al Presidente, l'ho scritto. Colleghi, grazie. Cioè quello senza le mie note, quindi 0,41 Vicenza. 0,41 Vicenza, sì. Allora, se dopo vado a suddividere per grandi gruppi, perché come vi dicevo prima i soggetti che noi abbiamo in qualche modo arruolato avevano una differenziazione, cioè abbiamo i clienti della grande distribuzione, i familiari dei soggetti appartenenti agli enti e altri che non erano, diciamo, quelli di passaggio, tra virgolette. Su questi abbiamo uno 0,58% di positivi. Mentre se andiamo a vedere chi lavora nella grande distribuzione aveva lo 0,19, dopo abbiamo uno 0,20 per i dipendenti, i volontari della Croce Rossa, che ringrazio di nuovo, era 0,20, però abbiamo cercato di in questa fase dobbiamo eliminare i soggetti che hanno avuto un tampone negli ultimi 14 giorni, ma ovviamente questo lo potrò fare non appena avremo le informazioni che derivano dal sistema di sorveglianza regionale, e quindi a quel punto mi baso su un dato indicato dalla persona in anamnesi, quindi di conseguenza dovrò pulirlo su questa indicazione, ma penso che non cambierà di molto la situazione. I dipendenti comunali abbiamo anche, che prima me l'ero dimenticato, abbiamo lo 0,11%, mentre nella Guardia di Finanza, perché è stato un altro degli enti che abbiamo tamponato, abbiamo avuto lo 0%, però devo anche dire che sono quelli che sono più attenti e maggiormente anche controllati. E dopo lascio tutto per gli eventuali. Dopodiché ho fatto anche una suddivisione sulla base di quello che era la possibilità di aver avuto un tampone nel periodo precedente.
Abbiamo lo 0,25 sui soggetti che non hanno mai ricevuto un tampone, almeno hanno dichiarato di non aver fatto mai un tampone durante tutto il periodo dell'epidemia, e diventa 0,35 per quei soggetti che erano fatto più di 2 settimane prima del tamponamento fatto da noi, e 0,40 chi l'ha fatto negli ultimi 14 giorni. Però ribadisco, questo è un dato che dovremo andare in conferma sul dato oggettivo, che è il dato che noi ricaveremo dal database del SIAVR, quindi dal database ufficiale della Regione Veneto. Dopodiché abbiamo fatto anche ulteriori 2, tanto per vedere quante persone erano già state vaccinate contro l'influenza del nostro campione. Abbiamo il 28% ha dichiarato aver fatto la vaccinazione contro l'influenza. Andando a valutare le classi di età, ovviamente abbiamo soprattutto molto elevata per i soggetti più anziani, cioè quelli che vengono attivamente richiamati, quindi sopra i 65 anni. Poi abbiamo chiesto chi si vaccinerebbe contro il Covid. Abbiamo avuto l'84% mi ha detto di sì, il 16% è un no secco oppure non mi ha risposto, quindi diciamo che noi gli esitanti. Se dopo siamo andati a vedere quanti in quelli che mi dicevano di no erano positivi, abbiamo lo 0,61 rispetto a chi mi diceva mi vaccinerei sicuramente con lo 0,28, quindi un 3 volte in più. Quindi vuol dire che alla fine anche i comportamenti dei soggetti che magari sono un po' refrattari alla vaccinazione, quindi magari, ma è una mia supposizione, anche a quelle che sono le misure preventive, li espone a un maggior rischio, perché è importante ricordare, come ha detto prima anche il Presidente, che rimaniamo sempre in questa fase con la prevenzione l'aspetto peculiare. Noi abbiamo una curva che ci dà ottime speranze, ci dà una grande visione per il futuro, perché veramente mi ha chiesto di spiegare perché, ma è difficile spiegarlo, perché è una ripida caduta nelle terapie intensive che a mio modo di vedere è l'indicatore più certo che noi abbiamo, e mantenere le distanze, l'utilizzo dell'igiene delle mani e la mascherina rappresentano ancora quello che è la misura importante e più efficace, ovviamente aggiungendoci quello che sarà il piano vaccinale, che sicuramente ci dà una mano importante per combattere questo evento che ormai una onda lunga, diciamo così, perché ormai è tanto che l'abbiamo tra noi purtroppo. Quindi in sintesi si può dire che lo studio ha confermato quello che è una circolazione in questo mese che è ridotta nella popolazione oggetto di indagine, però volevo anche sottolineare anche un altro aspetto, che sicuramente chi arrivava da noi era un soggetto che non era entrato in contatto con i dipartimenti di prevenzione. Mi spiego meglio. Cioè, se un soggetto è positivo viene preso in carico dal Dipartimento di Prevenzione, questo lo sapete benissimo. Viene fatta un'inchiesta epidemiologica, quindi il contact tracing, e quindi di conseguenza queste persone che sono sicuramente state contattate da un dipartimento sicuramente non circolano e sicuramente non li avrei mai intercettati. Quindi devo dire che sembrerebbe essere l'85% dei soggetti presi in carico, ma anche di più e più alto, quell'indicatore che fa parte di quei 21 indicatori per le aree. Nella Regione Veneto posso dire che effettivamente è reale, perché se noi andiamo a vedere quelli che circolano sono soggetti che non sono stati intercettati dalla grande numerosità di tamponi che abbiamo fatto e soprattutto dalla presa in carico di un dipartimento di prevenzione. Quindi è un elogio anche a chi lavora nel territorio, che ogni giorno svolge quell'indagine epidemiologica che fa parte del dipartimento di prevenzione da sempre. L'altro aspetto che magari dobbiamo ricordare è che in situazione di bassa prevalenza, e questo lo dice anche la circolare, nel momento stesso che faccio un test di screening e mi trovo positivo, in assenza di link epidemiologici, questo è importante dirlo, è indispensabile a mio modo di vedere farsi anche un'ulteriore indagine più approfondita, ma questo vale anche per altri screening, perché il valore predittivo positivo in basse prevalenze ovviamente è molto ridotto. Dopodiché, non so se adesso dovrei fare l'estrazione, dovrebbero darmi i dati della Regione dell'estrazione di questi soggetti, che ricordo sono tutti volontari, quindi li ringrazio anche di aver preso parte all'indagine, e hanno firmato un consenso informato per l'utilizzo dei loro dati,
e di conseguenza adesso andrò a valutare cosa è successo nei 15 giorni dopo l'indagine stessa, quindi una sorta di follow up dei miei soggetti per capire cosa sta succedendo a questa Corte. Poi sulla curva in discesa bisognerà valutarlo, perché sicuramente è una combinazione di tante cose. Sono molto curioso di capire anche i risultati dello studio di seroprevalenza che la Regione Veneto sta conducendo, perché quello mi darà un'indicazione anche di quelli che sono i soggetti che sono venuti in contatto con il virus, e quindi quello è un'indicazione ancora più che aggiunge, diciamo, informazioni indispensabili per capire come è circolato, perché noi vediamo i sintomatici, isoliamo i contatti, però gli asintomatici comunque continuano ad esserci, magari stanno riducendosi, però ci sono, quindi di conseguenza quel tipo di test, quel tipo di seroprevalenza mi permetterà con l'indagine anticorpale di valutare se un soggetto è venuto in contatto con il virus stesso. E poi l'altro aspetto che sono molto curioso è lo studio delle varianti, perché anche quello è un aspetto che potrebbe in qualche modo spiegare quello che sta succedendo, perché vi ricordo che guardate un po' tutte le curve di tutte le regioni, l'unica curva che è in questa direzione con questa intensità è quella della nostra regione, quindi di conseguenza è un aspetto, questa variabilità dal punto di vista epidemiologico attira l'attenzione, perché capire perché da noi va così, da un'altra parte va colà, è una cosa importante per capire meglio e essere pronti, perché bisogna imparare a conviverci, ve l'ho detto anche l'altra volta, con un virus che ci ha dimostrato di stare da noi e di starci bene, purtroppo per noi. Purtroppo per noi. Io avrei finito, quindi sono a disposizione se... Il giro è sempre lo stesso: Tosato, Nicolussi, Moscati, Fois e per ora basta. Professore, buongiorno. Alla luce di quello che ci ha detto, si potrebbe così con un po' di ottimismo dire che, continuando di questo passo, non abbassando la guardia e in assenza di fattori al momento imprevedibili, la prospettiva di una liberazione totale dal Covid è vicina? Numeri alla mano, perché se il dato è 3 per 1000, addirittura, certo si tratta di un campione, ma ad esempio nel campione veneziano siamo a 0, lei ipotizza, immagina una ulteriore tendenza di questa curva che vada verso l'azzeramento, sempre in assenza di fattori al momento imprevedibili? Ha risposto già? Ma deve rispondere lei? No, sono convinto che devo rispondere io. Allora, il concetto sta nel fatto che i dati vanno nella direzione giusta. Ci potrebbero essere ovviamente un campione, quindi quello 0% dovrebbe essere anche rivisto anche sulla base di un campionamento molto più ampio, perché se abbiamo numeri molto bassi, cioè una circolazione molto bassa, questo implica sicuramente che è difficile da trovare un soggetto positivo. I dati, quelli fatti vedere dal Presidente, ma anche questi, appunto aspettiamo quelli della seroprevalenza, però alla fine vanno in questa direzione. Lei ha detto una cosa molto corretta. Non dobbiamo abbassare la guardia, questo libera tutti, quando giocavo ero piccolo, me libera tutti, non sono ancora convinto che si possa dire, e soprattutto perché bisogna in qualche modo continuare a mantenere alta l'attenzione, perché la contagiosità del virus è molto elevata. Nel momento stesso che noi abbassiamo, se guardate qualche curva a livello regionale, vedete proprio l'andamento, prima curva, seconda curva, e vedete anche una terza curva. Quindi dobbiamo stare attenti a questa terza ondata, che non dobbiamo fare in modo che ci sia. La direzione è quella giusta, bisogna continuare così. Un momento, terza ondata. No, terza ondata, non ho detto che ci sarà una terza ondata, mi raccomando. No, un momento. Siccome un paio di settimane fa il Presidente Zaia, che adesso sta sorridendo sotto i baffi, ci aveva detto: con un po' di fortuna noi abbiamo scontato la seconda e la terza ondata insieme nella tempesta di novembre-dicembre. È stato molto lunga. Se l'abbiamo scontata non ce l'avremo più tra i piedi, si spera.
bisogna continuare a mantenere, ribadisco, le misure preventive, ci aiuterà sicuramente il vaccino. Stiamo andando fuori da quello che è il periodo più, diciamo, importante per restare in comunità, perché alla fine andiamo verso anche l'estate, che ci ha fatto vedere anche l'anno scorso che aveva avuto una riduzione molto importante. È stata un'onda lunga rispetto ad altre regioni, questo sì, quindi in questa onda lunga ribadisco, vediamo un attimo i risultati della seroprevalenza, perché vuol dire da lì possiamo un attimo anche vedere quanti sono i soggetti che hanno sviluppato già anticorpi, cioè c'è tanto ancora da capire. Però se abbassiamo troppo la guardia, l'RT continuerà a salire, cioè tornerà a salire, quindi bisogna stare sempre molto molto accorti. Assembramenti, attenzione, molta attenzione a quelli, perché là e in determinate situazioni possono comportare sicuramente delle problematiche. Ecco. Grazie. Prego. Nicolussi Moro, il Corriere del Veneto. Allora, professore, dunque, noi avevamo questi dati. Per quanto concerne la prima ondata, i primi risultati condotti sia dall'Università di Padova che dall'Università di Verona, dal professor Lippi e dal professor Plebani sul personale delle rispettive aziende ospedaliere, aveva configurato un primo 4% di soggetti con anticorpi, quindi la sieroprevalenza era stata individuata nel 4%. Adesso in questa seconda ondata attendiamo l'esito di questa seconda parte dello studio, però è già molto significativo il fatto che il suo studio condotto, diciamo così, su una popolazione generale, quindi non su soggetti controllati ma su soggetti presi anche a caso, identifichi uno 0,30% di prevalenza, nonostante la seconda ondata sia stata molto più significativa della prima, almeno per quanto concerne la nostra regione. Quindi questi due indicatori presi in esame da voi scienziati, che poi li comparate con tutta una serie di altri parametri, possono far ben sperare appunto nella risoluzione della pandemia verso un graduale spegnimento, oppure sono solo dei primi parametri che poi potrebbero essere esacerbati da altri fattori? Il concetto è che l'herd immunity, parliamo di una cosa che ormai conoscete, però può essere data dall'associazione tra quei soggetti che io vaccino e i soggetti che hanno in qualche modo contratto il virus e quindi hanno anticorpi. Una cosa di base è andare a calcolare, a valutare per quanto tempo questi anticorpi permangono e per quanto tempo sono efficaci nel darmi una protezione nei confronti della reinfezione o dell'infezione. Ovviamente bisognerà andare a vedere qual è la percentuale di questi soggetti che sarà positiva. Se era il 4%, sicuramente me ne aspetto qualcosa in più, perché ribadisco, il mio 0,2%, 0,3% è su una popolazione che magari può aver contratto il virus in maniera asintomatica, e questo non lo so, perché non ho fatto contemporaneamente anche un serologico. Quindi di conseguenza il dato della seroprevalenza è un dato un po' più solido rispetto, anche perché preso in era prevaccinale, se lo facciamo nella popolazione generale, perché ovviamente non dovrò andare a prendere i vaccinati, perché ovviamente sarà un discorso un po' diverso. L'altro aspetto sono le varianti, perché il concetto è capire se queste varianti hanno in qualche modo, pensate all'influenza, no? Mi cambia ogni anno dobbiamo cambiare la tipologia della nostra prevenzione, soprattutto vaccinale. Bisogna capire se queste varianti in questo momento non lo hanno, però hanno qualche effetto sulla nostra diagnostica, sulla nostra protezione e sul nostro vaccino. Però per il momento le 3 varianti più importanti che stanno circolando questo non lo stanno evidenziando, quindi diciamo che se va avanti in questa direzione probabilmente dovremmo assistere sicuramente, non libera tutti per tornare alla domanda di prima, però sicuramente dovremmo avere una situazione un po' più tranquilla che ci consentirà di cominciare a vivere un po' meglio, ecco, diciamo così, perché aiutare anche chi in questo momento, non soltanto i malati, ma anche chi sta soffrendo per altro motivo, ecco. E l'ultima cosa, professore, voi quando vi siete presentati, siete andati in giro per tutto il Veneto, avete trovato delle situazioni di
grande accoglienza, nel senso che tante persone non riescono a fare il tampone, quindi anche chi voi non avevate pensato di tamponare si è presentata lì, o avete invece trovato delle situazioni di preoccupazione perché magari potevate dar fastidio? Ci siamo un po' capiti. Diciamo che per la maggior parte delle volte siamo stati accolti molto bene da tutti, ma molto bene. Le uniche difficoltà possono anche nascere quando offrivamo il tampone, alcuni rispondono: ma se vengo positivo mi tocca stare a casa. Quindi questo è l'aspetto, che è un bias di selezione che vale, immagino, per tutto. Questa diciamo che è stata l'unica situazione un po' critica durante l'esecuzione, ma del resto noi non obbligavamo nessuno, quindi di conseguenza diciamo la ringraziamo, arrivederci. Moscati, Nuovo Terraglio. Sì, buongiorno professore, mi scusi, io mi sono persa qualche numero. Lei ha detto che sono stati fatti questo test di terza generazione su 4.670. Sì, quello là, sì. Federico, scusa, se la stampiamo la relazione, ecco. Ve la diamo a tutti. Togli la mia sintesi. Scusa, Federico. Togli la sintesi finale, grazie. Il più bello. Ma la sintesi c'è. Avete anche la registrazione, ci mettete un attimo a tirarla fuori. Dai. È un appunto più informale. Questo sì. È quello che ci interessava. Ma vi ho detto tutto, i miei appunti informali sono quasi tutto. I bottoni che vanno davanti, no? No, sempre allora tornando, sarebbero 4.678 persone, sì. Ma volevo chiedere, queste persone a un certo punto lei ha detto ci sono uniti degli enti, poi ha parlato di grande distribuzione, poi ha parlato di una media aritmetica dell'età, 47,2, la media dell'età della popolazione testata, che andava da 104 da un anno a 104. Perfetto, allora avevo capito bene. E vi do anche il dato dei positivi: avevano 43,6 anni mediamente i positivi. 43,6. È un dato, vabbè. Sì. Quanti erano? Pochi, sono 14. 14 positivi. In tutti questi, ecco appunto, perché l'incidenza è dello 0,3%. Perfetto. Ok, allora tornando a chi erano, lei ha parlato di enti, sì. Poi ha parlato di clienti di grande distribuzione. Sì. E allora volevamo capire questi enti cosa intendeva, dipendenti comunali, di qualche comune? Allora c'era il comune di Verona, il comune di Padova, dopo abbiamo fatto anche su Vicenza, me lo sono anche dimenticato, quindi anche l'Università di Vicenza, che è una sede distaccata di Padova, ci sono stati dipendenti universitari, familiari, abbiamo avuto anche qualche convento. Abbiamo avuto veramente di tutto, spaccato della popolazione più vario possibile. Di tutto. Perfetto. Di più. Benissimo. Abbiamo testato 14 suore, mi sembra, dello stesso convento. Stavo per chiedere io, suore o preti? Suore, sì, da Vicenza erano. Da Vicenza. Benissimo. Vabbè, niente, allora, ed erano questi 14, allora abbiamo capito adesso quanti esattamente, erano pauci assenti o pauci sintomatici, sì, esatto. Che poi hanno sviluppato, perché voi avete detto non abbiamo fatto dobbiamo ancora andare a valutare sulla base dei dati regionali cosa è successo ai 14, ma anche a tutti gli altri 4.600. Perfetto, grazie mille. Grazie. Fois Media Nord-Est. Buongiorno, io volevo chiedere proprio sulla circolazione del virus, visto che questo è il primo studio a livello nazionale. Ricordo che quando l'Italia è stata la prima nazione in Europa ad essere interessata dal coronavirus,
l'osservazione che si sentiva fare più ricorrente era che questa diffusione dipendeva dal fatto che da noi ci sono dei legami familiari più stretti e che magari in Germania o in Inghilterra sono pochi che vanno a visitare i genitori quasi tutti i giorni. Il fatto che adesso poi si è visto che invece il virus ha colpito di più invece in paesi come l'Inghilterra, quindi questa cosa non era vera, o siamo noi che abbiamo cambiato le nostre abitudini? Diciamo che il virus entra e fa dei cluster, quindi cosa significa? Che se un soggetto entra nella propria famiglia aumenta il cluster, quindi maggiori sono, diciamo, le interconnessioni familiari, e se mi entra un soggetto positivo all'interno di una famiglia, se non manteniamo, purtroppo sappiamo tutti che nell'ambito familiare si abbassano quelle che sono le nostre difese e quindi facilitiamo la circolazione del virus. Poi vi ricordo che eravamo in fase arancione, quindi tutto lo studio è stato fatto in zona arancione. Io Aldo Avanzan, Gazzettino. Professore, scusi, quindi voi l'avete fatto in che periodo di gennaio esattamente? Dall'8 al 27 di gennaio. 8-27. Lei si aspettava questo risultato? Pensava meglio o peggio? Inizialmente mi pensavo peggio, devo dire la verità, però dopo, guardando i dati, ribadisco, di quello che succedeva all'interno dei soggetti sintomatici e contatti di sintomatici, che era del 4%, ho detto no, ci sta. No, comunque il resto dell'Europa, lo diceva prima il Presidente Zaia, è se non in lockdown quasi, e il virus non conosce barriere. Quindi non è in questo momento ci sono le barriere, mi sembra. Sì, certo, però basta poco, cioè basta un trasporto, un camion che si muova. Quindi questo sarà sicuramente un'indicazione da tenere ben in considerazione al momento stesso che le aree si diversificheranno, perché l'epidemia non è che inizia e finisce dappertutto nelle stesse identiche maniere. Diciamo, noi facciamo una curva complessiva dell'Italia, ma se guardiamo le varie curve a livello regionale sono curve diverse, quindi questo sarà un'indicazione, ma soprattutto una valutazione da fare a livello nazionale ma anche europeo, per capire un attimino sui movimenti, come dovremo muoverci, tra virgolette. Però ribadisco, abbiamo un vaccino adesso, dai, speriamo bene. Gli anticorpi. E gli anticorpi monoclonali. Voglio fare io una domanda al professor Baldo, se mi permette. Cioè, noi diciamo spesso che il virus come se viene se ne va. C'è la storia, l'epidemiologia cosa ci dice? Se questi processi fossero naturali e l'uomo non intervenisse, cioè mediamente che durata hanno questi progetti, cioè questi processi nella storia? Dipende molto da quello che è la fase iniziale. Cioè, se in fase iniziale noi abbiamo tutti i soggetti suscettibili, ovviamente perché diminuisce? Se noi guardiamo il primo caso è stato Snove, con l'epidemia di colera in Inghilterra. La gente non andava più a abbeverarsi a quella fontana perché sapeva che lì c'era qualcosa che non andava, no? Però la curva diminuisce perché aumentano, per mortalità ovviamente, perché diminuiscono i soggetti suscettibili nel tempo. Quindi se noi non interveniamo la curva sarebbe stata molto alta, sarebbe durata molto lungo, perché siamo tutti suscettibili. Quindi è ancora più vero il discorso dei tamponi. Sì, a quel punto sì. Cioè fare tamponi forse a bassa prevalenza è difficile, perché eravamo in alta prevalenza, va benissimo. Quando abbiamo basse prevalenze c'è fatica, perché chiamiamo la giostra che abbiamo mosso per far tutto ciò, e con la Croce Rossa, gli specializzandi, gli infermieri, tutti i miei collaboratori, eravamo una trentina di persone ogni volta che si muoveva per garantire i flussi. Poi ci hanno dato una mano molto gli enti, tornando agli enti, oppure anche la stessa grande distribuzione ci ha dato una mano per la distribuzione dei flussi, quindi è diciamo un gruppo di persone molto grande, quindi il discorso anche bisogna valutare, per trovare così poco probabilmente bisognerebbe, quando siamo in alta prevalenza sicuramente è una cosa che ci ha aiutato a trovare molti e metterli in contact tracing. Secondo me è stata una cosa importante, indipendentemente poi da tutti gli altri discorsi che sono usciti. Lei sintetizzerebbe il virus non c'è? No. Il virus c'è, bisogna stare attenti.
Diciamo che l'abbiamo quasi raggiunto. Vi ricordo l'altra volta vi ho detto che il ciclista in fuga e noi stavamo cercando di prenderlo. Diciamo che siamo lì, fra poco lo prendiamo e dopo lo superiamo anche. Posso fare un'ultima domanda? Finché volete. Nicoluzzi, Corriere Vento, poi di nuovo Moscati, il nuovo Terraglio, nessun altro? No. Però deve fare anche lezione oggi. Allora sarà ancora più rapida. La comunità scientifica mi pare che si sia abbastanza spaccata sulla priorità da dare. C'è chi dice è meglio vaccinare i giovani che sono veicolo di infezione e chi invece dice è meglio tutelare i soggetti più fragili, quindi anziani, malati oncologici, eccetera. Allora, siccome questo è un discorso che è tornato fuori prepotentemente ed è fondamentale adesso per stabilire il calendario di priorità per la distribuzione di AstraZeneca, lei che è esperto addetto ai lavori, che cosa pensa? Che sia meglio vaccinare i veicoli di virus o le persone più fragili? Ma siamo certi che siano i veicoli? Glielo chiedo, se non lo sapete voi. Il concetto è che adesso, quando noi prendiamo un vaccino, noi andiamo a valutare, quando diamo l'acquisto, quello che è più efficace, e possiamo andare a scegliere quello che noi abbiamo. In questa fase non abbiamo questa possibilità. In questa fase abbiamo diversi prodotti che l'EMA ci ha autorizzato, che hanno diversità di efficacia, e quindi dobbiamo cercare di dare il vaccino giusto alla persona giusta. E quindi questo stanno cercando di fare i colleghi, lo stanno facendo egregiamente su chi vaccinare, con quale vaccino. Ovviamente il vaccino più efficace lo do alle persone che sono maggiormente a rischio. Il vaccino meno efficace lo darò alle persone che, anche se contraggono la malattia, hanno una patologia meno importante, perché basta guardare la mortalità o i soggetti che sono stati ospedalizzati, riusciamo a identificare, ma è quello che stanno facendo, quali sono i gruppi a rischio che in qualche modo hanno bisogno di una maggior protezione. Stiamo andando nella direzione giusta, cioè ci arrivano i vaccini e i vaccini vengono distribuiti sulla base di quelle che sono le priorità che, a mio modo di vedere, sono corrette. Di nuovo Moscati, nuovo Terraglio, qualcun altro? Sì, professore, prima parlava il Presidente riguardo alla trasmissione, era andata ieri sera questa intervista al professore Muzzi, che diceva appunto che mascherine, distanziamento e igiene delle mani possono avere un risultato migliore che il lockdown. Ecco, e su questo, che è una bella notizia, un bel concetto che ci piace molto, e vorrei un suo parere. Mi ha anticipato. Effettivamente non hanno sentito. Se tutti utilizziamo il distanziamento, l'igiene delle mani, la mascherina in tutte le occasioni, sicuramente non ci serve il lockdown. Lo stiamo vedendo anche sull'influenza, se vedete. Guardatevi la curva dell'influenza, 0 casi, 0 isolati. L'influenza ha fatto la differenza, perché allora, se fosse vero, come non abbiamo avuto influenze quest'anno, in teoria non avremmo dovuto avere neanche Covid, se fosse vero questo. No, però c'è il vaccino che fa... C'è il vaccino, ma c'è anche una memoria immunologica nei confronti dei virus circolanti, che per il Covid non è ancora instaurata. Non c'è. Ecco, però effettivamente lo ha fatto con l'influenza, insomma. Sì, ma l'influenza c'è un R0 maggiore del Covid, vi ricordo. Però c'è anche una memoria immunologica, cioè noi lo ricordiamo, qualsiasi di noi ha fatto il vaccino o comunque è venuto in contatto con il virus dell'influenza, e quindi il nostro sistema immunitario, viva Dio, funziona bene rispetto all'utilizzo della mascherina di tutti. Sì, fa tanti altri danni collaterali. Lo so, è come prendere una medicina per una cosa. Entriamo in un altro tunnel da cui non usciamo molto facilmente. Non più. Grazie. Tosato ultimo, poiché il professore deve fuggire. Fulmineo, c'è in ballo, tra gli altri, il ruolo di Ministro della Sanità. Qui parlo proprio al docente universitario. Allora, a riguardo, ieri
il professor Crisanti si è dichiarato interessato. Qualcuno ha fatto anche il nome della Capua, però il professor Galli ha detto no, la Capua non sarebbe adatta perché... Io non ho le conoscenze per poter definire se uno è adatto o meno. Non ha qualche preferenza lei? No, io non faccio politica, quindi non ho idea, perché lì è un ruolo, non è un ruolo tecnico, è un ruolo politico, è un discorso un po' diverso. Mi propongo io se vuole. Vede, che l'abbiamo sfanata. Non ci andrei mai. Grazie. Prego. No, io desidero ringraziare il professor Baldo, uno scienziato che è l'unico titolato a parlare di questi argomenti e dei piani di sanità pubblica, perché è il suo mestiere. Come dico sempre io, se tu porti le urine in un laboratorio, il direttore del laboratorio parla della composizione delle urine e non fa l'urologo. Ecco, qui abbiamo l'addetto ai lavori, nel senso colui che insegna ai ragazzi i piani di sanità pubblica, chi tamponare, come stabilire le popolazioni target ed altro. Grazie veramente per il lavoro eccezionale, che è l'unico in Italia, fra l'altro, voglio ricordarvi. Quindi col follow up adesso che avremo sarà ancora più completo, immagino che andrà pubblicato poi, sarà oggetto di pubblicazione nelle riviste scientifiche, ma voi ce l'avete in anteprima, o meglio grazie a tutti, arrivederci. Sempre in prima fila. Grazie. Arrivederci, grazie a voi. Così la conferenza stampa di oggi del governatore Zaia con il professor Baldo, uno dei massimi esperti a livello nazionale e internazionale di epidemiologia. Avete sentito diversi i concetti che sono stati ripresi oggi da Zaia, con il Veneto pronto per le cure monoclonali, Zaia che è ritornato sulla curva del contagio e che poi si è soffermato anche sull'evento Iridato che partirà il 7 di febbraio a Cortina, i mondiali di sci 2021. Zaia che ha lanciato un appello anche ai residenti di Cortina perché non vadano a respirare aerosol, tutti tamponati, dice, verifiche, protocolli e porte chiuse. Domenica, dice Zaia, inauguriamo i mondiali a Cortina, sono super tamponati tutti, ci sono verifiche, protocolli e sono porte chiuse. Anche in questa occasione chiedo ai residenti di non andare sulle piste, serve evitare di andare a respirare l'aerosol. Questo per garantire la massima sicurezza dell'evento che sarà visto, lo ricordiamo, da quasi 500 milioni di telespettatori da tutto il mondo. Quindi questa la sintesi di giornata su tutti i temi scientifici, sanitari affrontati da Baldo. Ritorneremo nel corso delle nostre edizioni. C'è la cronaca che incombe che ci porta a Vicenza, dove c'è stata dalle prime ore del mattino un'imponente operazione antidroga che coinvolge oltre a Vicenza anche Reggio Calabria e Trento. Secondo quanto reso noto dalla questura di Vicenza, sarebbero oltre 120 gli agenti della Polizia di Stato impegnati nel blitz per eseguire le misure di custodia cautelare disposte dal GIP del Tribunale di Vicenza nei confronti di 12 persone. Il traffico internazionale riguarda ben 450 kg di cocaina importata dal Sud America. Gli uomini della squadra mobile di Vicenza del Servizio Centrale Operativo della Polizia e i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria stanno eseguendo in queste ore i vari provvedimenti restrittivi emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia anche nella provincia berica. L'indagine quindi ha portato anche al sequestro preventivo ai fini della confisca da parte della Guardia di Finanza di denaro e altri beni nella disponibilità degli indagati per 246.000 euro. Di un successo dello Stato nel contrasto territoriale al narcotraffico ha parlato proprio in queste ore anche il sottosegretario all'interno Achille Variati. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo con la nostra Alice Montagnier. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo.
L'anticiclone staziona sul nostro territorio proteggendolo dall'arrivo di perturbazioni atlantiche. Tempo stabile dunque. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 4 febbraio. Sul Veneto sarà in genere asciutto, alta pressione però è sinonimo anche di nebbia. Avremo infatti al mattino frequenti riduzioni della visibilità sulle pianure e nelle valli alpine. Spesso saranno anche fitte e persistenti per tutta la giornata. Non si esclude tuttavia al pomeriggio qualche pausa maggiormente soleggiata. Temperature più o meno stazionarie, minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Stessa situazione se ci spostiamo poi sul Friuli Venezia Giulia, nubi basse e foschie, la giornata risulterà in prevalenza grigia con il passare delle ore più sole. Temperature minime fino ai 9 gradi, massime invece fino ai 9-11 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, inizialmente foschie e nebbie anche qui in graduale dissolvimento, spazi di sereno invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime invece fino ai 10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Grazie quindi alla nostra Alice Montagnier per le informazioni sul fronte meteo. C'è una crisi ovviamente in corso, lo sappiamo, un premier incaricato che sta facendo tutte le consultazioni del caso in queste ore a Montecitorio, quindi il fronte è assolutamente aperto. È arrivato negli scorsi minuti l'endorsement a Mario Draghi di Silvio Berlusconi, quindi di fatto il mosaico si sta in qualche modo componendo, le varie forze politiche si stanno annusando fra di loro e anche le diverse correnti interne ai vari partiti. È ovviamente una situazione che vi stiamo raccontando minuto dopo minuto, ma poi la realtà fuori dai palazzi della politica, fuori dai palazzi del potere, soprattutto quelli romani, è tutta un'altra cosa, è fatta di imprese che non ce la fanno, di lavoratori che sono spesso in difficoltà, aspetti che vi raccontiamo quotidianamente dal territorio. E a proposito di settori in crisi, uno in particolare è quello del fitness, delle piscine, delle palestre. Con noi, e lo saluto davvero, lo ringrazio per essere qui, c'è Yuri, che è titolare della Dorian Gray di Maser ed è uno dei simboli. Yuri, sei diventato uno dei simboli in qualche modo della protesta, sei stato intervistato anche da tanti in questo periodo perché non ti sei dato per vinto e hai fin da subito a ottobre congegnato una via alternativa, diciamo così, alla chiusura della tua palestra che, lo ricordiamo, si trova a Maser. Che cosa ti sei inventato, Yuri? Partiamo da qui. Abbiamo anche l'immagine. Ecco, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ma più che inventato, sinceramente, dopo la seconda chiusura per noi palestre, dopo tutto quello che noi abbiamo dovuto fare e abbiamo dovuto comunque investire per adeguarci ai protocolli che loro ci hanno dato, sinceramente mi sembrava veramente anche un po' troppo di chiudere senza nessuna spiegazione e senza nessuna logica. A quel punto, siccome nel DPCM non avevano precisato, diciamo, bene tutto quanto e quindi l'attività all'esterno, all'aperto si poteva fare, a quel punto ho ben pensato per i miei clienti, ma per tutti gli appassionati della palestra, perché io so cosa vuol dire non poter fare l'attività, ho preso tutti gli attrezzi, li ho messi fuori all'esterno e abbiamo continuato con la nostra attività. Ecco, qui vediamo, hai allestito proprio una tensostruttura esterna.
quindi circola anche l'aria perché poi non è chiusa. Ecco, spieghiamo bene queste immagini. Allora, diciamo che all'inizio non era coperto perché comunque il tempo ci permetteva e sinceramente speravamo tutti che durasse poco. Dopodiché abbiamo visto che il nostro governo ha continuato per la propria strada e allora abbiamo dovuto adeguarci anche per il tempo, perché giustamente faceva anche freddo. Abbiamo questo gazebo qua, l'abbiamo preso in affitto e quindi la palestra è diventata proprio una vera palestra con tutti comunque distanziamenti, le mascherine, comunque si fanno le cose come diciamo serve e noi continuiamo per la nostra strada e ricordiamoci che comunque vengono da tutto il Veneto. Perché questo è interessante, di fatto tanti sportivi arrivano da Masera, anche da Verona, naturalmente limitazioni permettendo. Adesso che siamo in fascia gialla, di fatto tu hai diverse persone che arrivano proprio da fuori Treviso, diciamo così. Sì, arrivano proprio da tutta la regione Veneto, perché comunque allora siamo io sono stato il primo, dopo penso di essere ancora l'unico in zona e la gente comunque viene e si fa proprio la strada perché per la palestra e per l'attività sportiva la gente non guarda altro. Ecco, tra l'altro prima mi raccontavi anche una storia, un ragazzo che ha visto un nostro servizio dove raccontavamo quello che stavi facendo e che cosa è successo? Raccontaci per filo e per segno. Ecco, questo è uno dei motivi per dare una risposta a chi mi chiede per chi me lo fa fare. Allora nessuno me lo fa fare, io comunque sto continuando ad investire, quindi per me è comunque un costo ancora di più, però me lo fa fare proprio la soddisfazione e sentire questa mamma di questo ragazzo, che è un ragazzo che si era diciamo laureato, è tornato a casa, che era abituato a fare la palestra e quando si è trovato senza palestra, senza poter fare l'attività, questo ragazzo si era chiuso diciamo per 2 settimane in camera e la mamma era disperata. A quel punto un giorno torna a casa, lui aveva visto il servizio appunto che è andato su Antena 3, ha visto che la palestra è aperta, lui si aveva preparato la borsa, quando è rientrata la mamma gli ha detto mamma io vado in palestra. Lei mi ha scritto in privato, mi ha ringraziato piangendo, ma questa è una di queste cose qua, che io ho salvato il suo figlio. Cioè, quindi queste sono le soddisfazioni che noi facciamo questo. Perché diciamo che anche questi ragazzi, magari abituati ad andare in palestra, ad avere questo tipo di passione, di hobby, di attività comunque sportiva, si sono trovati senza un punto di riferimento fondamentalmente. Ma sai, in un momento già di per sé difficile, dove le relazioni sociali si sono in qualche modo... È proprio questo, perché comunque chi fa palestra e chi pratica sport in generale sa bene cosa vuol dire fare lo sport e rimanere senza la possibilità di fare lo sport. Il discorso è comunque, quando tu fai lo sport, comunque trovi anche altra gente, cioè quindi è un punto di ritrovo, fai la tua attività ma comunque comunichi anche con la gente e non vai a fare altre cavolate che magari tutti gli altri possono farlo, cioè quindi è questo che a noi ci ha stupito, cioè hanno tolto una cosa che comunque è uno stile sano di vita, lo sport è questo. Tra l'altro, e qui mi riaggancio, Patrizio Sarto, che è medico, dirigente dell'unità operativa complessa di medicina dello sport, l'ULS 2 Marca Trevigiana, proprio nei giorni scorsi, ospite della collega Marta Marangon, l'ho detto chiaro e tondo, noi come sanitari ci auguriamo che le palestre vengano riaperte quanto prima perché dobbiamo contenere anche i danni di un'attività sedentaria protratta, perché la sedentarietà fa male alla salute. Bravissimo. Allora, tutti lo sappiamo, cioè che comunque l'attività sportiva serve anche per la salute e tutti lo sanno e tutti lo dicono. Il problema è che però il governo non vuole capirlo, cioè quindi anche perché c'è una ingiustizia totale, tu non puoi farci chiudere a noi e comunque lasciare aperti i centri commerciali e comunque lasciare aperti i supermercati affollati e comunque fare tutto, o le corriere per non ripetere sempre le stesse cose perché comunque non ha senso, ma comunque non c'è mai stato un focolaio in una palestra e comunque sappiamo benissimo tutti come comportarci. Una volta che noi abbiamo capito, una volta che ci siamo adeguati, perché ci devi chiudere? Riaprirete il 5 di marzo,
dopo ne parleremo, si spera, tu dici, non ci credi ancora del tutto? No, anche perché sinceramente non ci credo proprio neanche al governo, cioè è proprio questo il fatto. Hanno detto tante cose, hanno parlato tanto, hanno promesso tanto, alla fine non hanno mantenuto nulla e quindi noi non ci fidiamo e comunque stiamo aspettando con la speranza, però io personalmente non ci credo. Aspetti anche tu le decisioni del futuro governo Draghi, se ci sarà? Beh, anche qua apriamo un capitolo che comunque... ma lo apriamo più tardi. Prima andiamo in pubblicità, poi partiamo proprio da qui ed entriamo anche nei musei del Veneto che in questi giorni si sono riaperti. Subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio con Yuri, che è rimasto qui con noi della palestra Dorian Gray di Masera, e si è collegato anche Carlo Sala, che è un importante critico d'arte, docente a Venezia, alla UAV, insomma. Con lui ci occupiamo anche di un altro lato, insomma c'è la cura del corpo, per questo ci sono le palestre, le piscine, c'è poi la cura dell'anima con l'arte, la cultura, con quei musei che hanno riaperto, seppur a macchia di leopardo, i battenti proprio lunedì. Ecco, qual è lo stato dell'arte? Fuori di metafora, Sala, buongiorno. Buongiorno, salve. Innanzitutto mi fa molto piacere essere qui a parlare della riapertura dei musei, perché qualche settimana fa proprio in questa trasmissione l'avevamo auspicata con una battuta finale. Fortunatamente piano piano la maggior parte dei musei della nostra regione sono riaperti, stanno riaprendo, e secondo me questo è anche un invito che voglio fare ai cittadini di Treviso, delle città qui del Veneto. È un'occasione unica per andare a vedere i musei di alcune città. Perché? Perché di solito vedere un museo è anche un po' faticoso, c'è molto turismo, ci sono delle forti code. Invece in questo periodo, per purtroppo il drammatico mancanza dei turisti, si possono visitare i migliori musei di città come Treviso, Padova. Se mi permette, vorrei proprio consigliare proprio alcune cose da vedere. Prego, ci dica. Guardi, per esempio nella città di Treviso, forse, ecco, qui per esempio vediamo nelle immagini il museo di Santa Caterina, quel corridoio, un museo straordinario che contiene dei dipinti davvero incredibili, delle sculture che vanno dal Medioevo fino all'Ottocento. Faccio un esempio: uno dei più importanti cicli pittorici di affreschi strappati è proprio in quel museo, ed è il famosissimo ciclo di Tommaso da Modena, un pittore che, nonostante questo nome che indica un'altra città, è molto legato alla città di Treviso, e nella città di Treviso ha lasciato i suoi maggiori capolavori. Quindi un consiglio è andare a vedere queste meravigliose storie di Sant'Orsola. Oppure, per chi invece ama gli aspetti più dell'arte moderna, del contemporaneo, da alcuni anni la città di Treviso ha una versione totalmente rinnovata del Museo Bailo, un museo che mostra il meglio dell'arte moderna del Novecento, soprattutto in relazione alla cultura veneta. Faccio un inciso, molti dei telespettatori conosceranno due dei più grandi artisti del Novecento che sono proprio di Treviso, Gino Rossi e Arturo Martini. Quindi io in questi giorni agli spettatori invito, se avete un'ora libera da passare e volete ritrovare anche un po' di bellezza, di contemplazione o di riflessione, andate a vedere i bellissimi paesaggi di Gino Rossi o le favolose sculture di Arturo Martini. Quindi andiamo a riappropriarci di un patrimonio artistico che spesso è dimenticato, potrebbe essere l'occasione questa. E poi c'è Van Gogh a Padova. Certo, anche la città di Padova ha lavorato su questa riapertura, quindi sia la maggior parte dei musei di Padova sono aperti, e ne cito ovviamente Van Gogh. Tutti noi conosciamo Van Gogh, il grandissimo artista, la cui vita anche un po' romanzata è a tutti noi nota, una vita travagliata, ma soprattutto un grande pittore. C'è questa mostra straordinaria di Van Gogh da vedere, ovviamente al San Gaetano, ma poi sempre per scoprire tesori nascosti che abbiamo
sotto il naso tutti i giorni e che spesso ignoriamo. Ovviamente a Padova abbiamo l'opera d'arte, il ciclo di affreschi che ha fondato l'arte italiana. Tutta l'arte moderna italiana nasce da un grande artista chiamato Giotto, e noi a Padova abbiamo il privilegio di vedere il suo più grande capolavoro, la Cappella degli Scrovegni. E sottolineo che il comune di Padova, al pari di quello di Treviso, proprio per dare un segnale forte ai cittadini della città di riappropriarsi dei luoghi della propria cultura, ha fatto sì che i musei per un mese o 2 saranno gratuiti per i residenti, quindi ancora di più una buona notizia e una buona scusa per andare a visitare questi musei vicinissimi a noi. Abbiamo parlato di Treviso e Padova, però ci sono anche delle città dove i musei restano in qualche modo chiusi al momento. Sì, grazie di questa sollecitazione. È un po' il grande dibattito che probabilmente i telespettatori avranno sentito nei media in queste settimane, ovvero il caso Venezia. A Venezia si ha una scelta molto diversa, perché se da un lato i musei statali, ministeriali hanno riaperto, quindi le gallerie dell'Accademia hanno riaperto, viceversa i musei comunali rimangono ancora chiusi, salvo qualche piccola apertura che è stata comunicata nei giorni scorsi di pochi giorni di Palazzo Ducale e di altri musei. Un po' la scusa che viene affermata è che manca il turismo. È vero che manca il turismo, è vero che sul piano della mera sostenibilità economica questa apertura non è possibile, ma dall'altro io rilancio e dico: la cultura per noi è solo un fatto economico, e non lo sto negando, anzi io sono il primo che da operatore lavora in un sistema che è un'industria culturale, ma non bisogna dimenticare che la cultura è anche welfare, è anche un servizio per il cittadino, è benessere per il cittadino. Quindi il mio invito è al Comune di Venezia: riapriamo questi musei e i turisti arriveranno, anche perché se procrastiniamo ancora in avanti una data di apertura, i turisti a Venezia non torneranno mai più. Ma pensiamo anche dei cittadini, pensiamo dei cittadini della regione Veneto, di tutti i veneti che possono andare a visitare i capolavori della loro regione. Diciamo, Sala, che questo è il momento di lanciare dei segnali, e qui mi ricollego a quello che ci diceva Ivan Yuri, poco fa, cioè bisogna lanciare dei segnali andando anche al di là di quello che è il dato economico fondamentalmente, perché poi se parliamo di arte, se parliamo di sport, parliamo di attività che vanno a beneficio della collettività. Soprattutto per quello, perché ormai il danno economico è stato fatto e quindi l'abbiamo passato e lo stiamo passando e va bene, ma questo adesso in secondo piano, perché quando vedi, e noi li viviamo, io li vivo tutti i giorni queste situazioni, quando vedi le mamme che piangono, i bambini che comunque sono in depressione, i ragazzi che comunque non sanno cosa fare, lì capisci che comunque c'è qualcosa di più importante oltre i soldi. Ecco, forse farei un appello ai nostri politici di lasciare a parte un po' i soldi, cioè perché non si arriva al governo solo per i soldi, si arriva al governo anche per passione e anche per risolvere i problemi dei cittadini, perché comunque la salute è la cosa più importante, prima la salute e dopo tutto il resto. E loro si vede che il nostro settore è proprio, ma non solo il nostro, perché comunque anche come i musei adesso o altre attività o noi piccoli imprenditori che comunque gestiamo, cioè ci sono troppe ingiustizie, c'è un sistema che comunque è sbagliato e noi siamo veramente stanchi di questi politici, siamo veramente stanchi di tutta questa gestione della politica, del sistema politico, e siamo stanchi delle promesse, di tutto quello che loro fanno e comunque alla fine di fatto non c'è nulla. Cioè noi non abbiamo nulla, loro si scambiano le poltrone tra di loro, anche in questa crisi comunque sono più importanti le loro poltrone e le loro situazioni, e questo a noi non ci sta più bene, perché comunque il popolo si sta stancando. Sala, chiedo a lei, anche voi come lavoratori dell'arte vi siete sentiti dimenticati? Allora, è un tema molto importante. Io faccio presente che durante il primo lockdown proprio in Italia, partendo dalla città di Torino, ma poi a macchia
d'olio in tutta l'Italia è nata la prima associazione dei lavoratori dell'arte in Italia, volta proprio a tutelare questa specifica categoria. Perché? Perché comunque molti lavoratori sul piano della cultura hanno contratti atipici, contratti a tempo determinato, quindi sono fortemente precari. Quindi io penso che il sistema dell'arte e della cultura in generale, che è stato veramente colpito in modo molto forte, si aspetta dalla politica, dal nuovo governo che ci sarà, dei segnali chiari e dei forti investimenti, perché bisogna dire che se il nostro Paese investe moltissimo nella valorizzazione dell'arte del passato, per produrre arte contemporanea o per produrre nuovi eventi che rappresentino il nostro tempo, gli investimenti sono davvero, davvero molto pochi. Ecco, da operatori chiedo a entrambi proprio un commento telegrafico. Draghi è la persona giusta, confidate in questo governo? Yuri, 10 secondi proprio. Diciamo che io non mi fido più di nessuno e non mi sembra neanche giusto che sia arrivato lui, perché doveva darci voce a noi cittadini di poter votare e scegliere chi vogliamo al governo, almeno per una volta, e dopodiché vedevamo, però neanche questo ci è stato dato. Sala. Senza sbilanciarmi ovviamente sulla politica, io spero che dia delle risposte concrete. Chiudo con una battuta: so che la sorella di Draghi è una storica dell'arte, una restauratrice, e quindi confido che abbia una certa sensibilità per questo, per il mondo della cultura, che lo tocca direttamente. Ecco, quindi diciamo il nesso, cioè tra l'altro abbiamo scoperto all'inizio di questa diretta che la moglie di Draghi, Serenella, è originaria di Noventa Padovana, e avevamo il sindaco di Noventa avvisato proprio con noi, quindi diciamo nessun atteggiamento fideistico. Mi sembra che gli operatori sono tutti un po' provati da questo anno di pandemia, non ci resta che guardare finalmente ai contenuti dopo settimane di, diciamo così, di bailame, ma questo al di là di qualsiasi giudizio politico. Sala, se lei dovesse raffigurare con un'opera d'arte questo preciso momento storico, che quadro ci suggerirebbe? Gli viene in mente qualcosa? Beh, guardi, me ne vengono in mente moltissimi, pensando appunto a questo grande legame, appunto questa grande importanza che l'Europa dà subito, così all'improvviso mi viene in mente l'allegoria dell'Europa di Tiepolo, un nostro grande artista. Però ricordo che in quegli affreschi appunto di Tiepolo, grande artista veneziano, l'Europa era sempre uno dei continenti, pur rappresentato in forma allegorica in modo molto sofisticato, ma in dialogo con gli altri. Quindi io spero che questo tempo che ci si avvicina sia un tempo di dialoghi. E questo quindi è questo? Sì, questa è una delle versioni, ce ne sono molte. È una delle versioni, perfetto. Allora Sala, ci lasciamo con questa immagine, la ringrazio, ovviamente ci aggiorniamo nelle prossime settimane per capire da che parte va il mondo dell'arte in questo 2021 travagliato. Grazie davvero a Carlo Sala. Grazie a lei. Mentre Yuri resti con noi e ci vediamo fra qualche istante, fra poco. Di nuovo in studio con Yuri della palestra Dorian Gray di Maser. Abbiamo inquadrato la tua protesta, una protesta assolutamente legale, che tra l'altro ha avuto un riscontro non da poco, tanto che abbiamo raccontato che tanta gente arriva da fuori provincia di Treviso per allenarsi nella tua tensostruttura, in forma del tutto gratuita. Anche questo va sottolineato ancora una volta. Ma al di là di questo, tu 10 giorni fa hai rinunciato al ristoro che ti veniva dato. Anche questa è stata una decisione che ha sollevato tutta una serie di riflessioni. Di quanto stiamo parlando? Quindi proprio monetariamente? Di 2.000 euro.
2.000 euro, quindi il ristoro che ti veniva dato era di 2.000 euro, a fronte di che cosa? Di quali perdite? Di fatturato? Allora, facciamo un po' i conti. Di fatturato lasciamo perdere perché di fatturato non si arriva proprio, ma solo di spese fisse, se noi parliamo, e tutto quello che io ho dovuto spendere per poter mettermi a regola sono circa 120.000 euro. E se io mi prendo i 2.000 euro capisci che mi sento proprio preso per i fondelli. 120.000 euro perché tu hai di fatto dopo il primo lockdown, nella prima fase, durante. Io sono stato l'unico forse a investire durante il lockdown, cioè quindi mi sono preparato, ero molto positivo e volevo comunque crederci. Durante il lockdown io ho fatto lavori per 50.000 euro per essere ancora più preparato al dopo. Hai rifatto l'impianto di aerazione. Bravissimo. Perché in teoria se l'aria è pulita uno sta bene ed è tranquillo. Invece alla fine non ha servito a niente. Quindi non hai investito solo, che ne so, in gel igienizzante? No, oltre a quello, ecco. Che comunque va bene, quella diciamo è una spesa minima, però ho investito molto di più. Quindi di fatto quando ti è arrivato il ristoro, chiamiamolo così... Ma diciamo che non è neanche arrivato. Quando abbiamo parlato con un commercialista e mi ha detto che c'era la possibilità di poter avere questi 2.000 euro, gli ho detto ascolta, lasciamoli perdere, magari avrà qualcuno bisogno di questi 2.000, ma se io non me ne faccio niente con questi... Sai, di fronte a una spesa di 120.000 euro, uno ti offre 2.000 euro, ci rimani male. Cioè ci rimani male dopo tutto quello che io continuo a fare. Era una questione anche di principio. Principio, bravissimo. Ma io faccio tutto un po' per il principio. E qua mi collego di nuovo ai politici e al nostro famoso Premier Conte, che io diciamo ce l'avevo sempre con lui, non ha avuto un principio, cioè non ha avuto i valori. O meglio, diciamo che io parlavo con lui perché lui rappresenta il sistema, cioè quindi non è che ce l'avevo con lui di persona perché non lo conosco neanche, non mi permetterei, però lui rappresentava un sistema che comunque non hanno fatto niente per noi, non hanno avuto nessuna pietà, cioè hanno fatto le cose senza neanche controllare, non sono venuti neanche a controllarci di quello che ci hanno chiesto di fare. Allora capisci che, allora io dico, caro Conte, è meglio che te ne vai. Tu dici avevo messo a posto tutto. La palestra era sanificata, c'erano gli attrezzi disposti, distanziati. Nessuno è venuto a controllare. Mai. Questo nella prima fase, durante l'estate, tu non hai mai visto nessuno. Mai. Ma come tanti altri. Cioè, quindi il problema è proprio questo, che loro non sono venuti a controllarci, però hanno deciso di chiudere. Allora capisci che noi pensiamo, ma allora ce l'avete con noi? Cioè, perché senza saper nulla tu ci chiudi? Poi io ho una struttura di 1200 metri, non è una struttura piccola dove magari con 10 persone sei già pieno. Da me, con i distanziamenti e con i metri quadri, con le persone per metro quadro che loro c'hanno, ci stanno 80 persone. Quindi riuscivi ad avere io potevo tranquillamente gestire la situazione, ma noi ci siamo adeguati, abbiamo capito come funziona e nonostante tutto loro hanno deciso di chiudere. E allora... Senti Yuri, intanto vediamo di nuovo le immagini di questa opera di fatto che è sorta all'esterno che rimarrà per sempre, della penso, palestra. Un ricordo di questo periodo brutto. Sì, rimarrà una delle immagini emblematiche di questo periodo travagliato. Ti senti di lanciare un appello a questo punto al governo che verrà, a Mario Draghi, ai ministri di cui già gira il nome, che cosa ti senti di dire? Guarda, ti vedo molto sfiduciato. Sì, ma perché comunque il passato ci insegna di non poter aver fiducia di queste persone qua, perché purtroppo, ripeto, promettono e non fanno niente. Io a Draghi cosa vuoi che le dico? Le dico solo, ormai visto che c'è, perché comunque come ho detto prima io ero contrario a questa decisione, perché comunque mi sembrava giusto che il popolo possa decidere di chi voler essere governati. A questo punto a Draghi gli chiedo solamente di mettere veramente da parte tutto quanto e di mettere l'interesse degli italiani, di far vedere di essere italiano. Siccome lui è anche un esperto, diciamo, di euro e ne sa fare bene i conti, in passato li ha fatti, siccome ha adesso tutta la disponibilità a gestire tutti questi soldi, veramente speriamo che lui riesca a fare almeno questo, visto che la disponibilità c'è, quindi... E ai tuoi clienti, chiamiamoli clienti, ma penso che in molti casi siano anche amici, che non ti hanno mai abbandonato? Cosa ti Noi siamo una famiglia, io dico sempre questo, noi siamo una famiglia, noi siamo sempre stati uniti, abbiamo sempre combattuto assieme, abbiamo portato avanti questa battaglia assieme. Volevo giustamente, visto che ci è mancato proprio
pochi giorni fa uno dei nostri istruttori, che è Pierre De Bortoli. Ecco, volevo ricordarlo con grande dispiacere. E lui era uno di quelli che, nonostante la sua malattia, lui è stato fino all'ultimo giorno, quando noi abbiamo dovuto chiudere, dove il famoso Conte aveva vinto la sua battaglia, io ho dovuto chiudere con le zone arancioni. Da quando lui si è chiuso in casa, la sua situazione è peggiorata, non è più uscito. Quindi anche un'altra dimostrazione che comunque chiusi in casa non si risolve nulla. Quindi a questo punto Draghi, visto che è molto più, diciamo, intelligente, visto che ha molta più esperienza, perché Conte doveva fare l'avvocato ma non l'ha fatto l'avvocato, è meglio che torna a fare l'avvocato dei suoi clienti, ma Draghi con la sua esperienza che metta davanti gli italiani. Noi abbiamo bisogno solo di questo, di qualcuno che ci rappresenta, perché ormai siamo veramente delusi e ci vergogniamo di essere italiani, e questa è una cosa brutta. Yuri, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto, noi ovviamente ci aggiorniamo. Grazie a voi e un saluto a tutti. Allora, siamo alle battute conclusive, solo qualche flash, vediamo insieme il primo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero, sono 460 i nuovi casi di positività al virus in tutto il territorio regionale. Guardiamo il dato, quello importante, delle terapie intensive che stanno diminuendo anche di parecchio, sono 211.767 i pazienti ricoverati in area non critica, quindi il contagio che continua a scendere. Poi c'è la notizia di cronaca del giorno che ci ha portato a Vicenza per un'operazione antidroga internazionale, cocaina dal Sud America, 12 arresti per spaccio internazionale. Dalle prime ore del mattino è in corso un'imponente operazione antidroga che coinvolge oltre a Vicenza anche le città di Reggio Calabria e Trento. Secondo quanto reso noto dalla questura di Vicenza sarebbero oltre 120 gli agenti in azione, 12 appunto le persone arrestate, ci sono anche dei sequestri preventivi, parliamo di un giro di 450 kg di droga. È tutto, ci vediamo alle 18:30. Grazie davvero per l'attenzione e come sempre buon proseguimento di giornata con Antena 3.